Buongiorno, ben trovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, mezzogiorno di martedì 7 giugno. Siamo pronti per darvi tutti gli aggiornamenti sul fronte della cronaca, dell'attualità e della politica. Anche oggi tantissimi fatti di cui darvi conto, ma saluto e ringrazio subito il mio compagno di viaggio per questa prima ora di trasmissione, il senatore del Partito Democratico Andrea Ferrazzi. Buongiorno Ferrazzi. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Commenteremo insieme i fatti principali di questa giornata, tra l'altro già contrassegnata da un'allerta maltempo. Il rischio è giallo, ormai abbiamo imparato a conoscere tutti questi colori, una nuova ondata di maltempo che interesserà soprattutto la fascia pedemontana della nostra regione, ma anche la zona dolomitica. Sono probabili fenomeni intensi come forti rovesci, locali grandinate e raffiche di vento, ed è allerta anche per i bacini dell'Alto Piave, Piave Pedemontano, Basso Piave Sile, bacino scolante in laguna, anche il Livenza e il Lemene, nonché il Tagliamento. Quindi come vedete una situazione un po' generalizzata per il momento, però non si riscontrano, va detto, delle criticità. C'è poi un altro importante fatto di cronaca di cui darvi conto. Nel corso di questa trasmissione avremo dei dettagli dalla nostra sede di Trieste, dove è avvenuto uno dei più grossi, importanti sequestri di cocaina mai effettuati in Europa. Parliamo, pensate, di oltre 4 tonnellate di cocaina, una cifra davvero mostruosa. È in corso una conferenza stampa da parte appunto del procuratore della Repubblica di Trieste Antonio De Nicolo. Sul posto ovviamente ci sono i nostri colleghi di Tele4. E poi c'è un alert, persona scomparsa nel Bellunese in Val di Zoldo. Proseguono le ricerche di Renzo Constantin, uscito da casa domenica diretto in montagna e mai più rientrato. Una quarantina di persone oggi si è concentrata nella zona della Val di Doa, dove a 1325 metri di quota è stata rinvenuta la lapide di uno zio dell'uomo, del quale cade in questi giorni proprio l'anniversario dalla morte, dove Renzo Costantin potrebbe essersi diretto domenica. Posto il campo base che vedete proprio nella foto, alla centrale di San Giovanni, luogo in cui è stata rinvenuta parcheggiata l'auto dell'uomo, le squadre sono state inviate a controllare le aree di Maè e appunto la zona a valle della centrale. Sul posto ovviamente il soccorso alpino delle Dolomiti bellunesi. Poi tra l'altro in queste ore si parla tanto, e ci collegheremo con Padova, avremo anche un epidemiologo, del secondo caso registrato in Veneto di vaiolo delle scimmie. Si tratta di un giovane medico che attualmente è ricoverato in azienda ospedaliera a Padova. Poi c'è un altro fatto che sta facendo molto discutere, un giallo, perlomeno era stato dipinto come un giallo, ma si sta chiarendo un po' in queste ore. Parliamo della scomparsa il 31 maggio scorso nella zona delle stazioni, della stazione delle Corriere di Castelfranco, della 18enne pakistana. La ragazza si chiama Basma, è residente a Galliera, ma per l'appunto frequenta le scuole a Castelfranco. Vediamo gli sviluppi. Dovrebbe esserci il servizio pronto da Padova sugli sviluppi del caso Basma. Chiedo alla regia, Tony, per caso il servizio è pronto? Beh, andiamo avanti con l'attualità. A questo punto mi pare che il servizio non sia ancora pronto. Allora, senatore Ferrazzi, tanti come vede i temi sul tavolo anche in questa giornata, ci sono poi anche quelli dell'attualità, perché questa notte è arrivata di fatto l'ok, è arrivato l'ok alla questione dei salari minimi, quindi alla direttiva attorno alla quale c'è stata un'ampia discussione in sede europea, e ancora più ampia è la discussione a livello nazionale. Quindi cosa farà l'Italia di fronte a questa direttiva sui salari minimi?
Ma sa, l'Unione Europea deve costruirsi innanzitutto sui diritti delle persone. La nostra Costituzione si fonda sul lavoro, dice, no? Dice, è uno degli articoli fondamentali della Costituzione stessa. E il lavoro è dignità, il lavoro è libertà, il lavoro è anche libertà dalla povertà, dalla condizione, diciamo, di disagio profondo nella quale invece molte persone ancora si trovano. E dunque la battaglia per i salari è una battaglia di dignità, è una battaglia che cerca di far sì che la Costituzione non sia solamente una carta fondamentale, ma comunque solo scritta, ma che diventi invece un punto di partenza per realizzare i diritti che sono scritti. Allora è di tutta evidenza che i salari nel nostro paese, lo stipendio nel nostro paese sono clamorosamente diminuiti. Se noi facciamo un'analisi comparata con gli altri paesi europei, per esempio, l'Italia è il paese quasi messo peggio. Cioè nel corso degli anni abbiamo avuto una forte inflazione, anche in questi mesi e probabilmente anche nei prossimi mesi, a fronte invece di un impoverimento del mondo del lavoro dal punto di vista dei salari, degli stipendi, dei diritti, delle sicurezze, della precarietà. E questo riguarda tutte le generazioni, riguarda moltissimi giovani per esempio che si trovano con contratti assolutamente capestro, che non hanno la possibilità di pensare alla loro autonomia, di sposarsi, di vivere con, insomma, con dignità la vita che vogliono porsi. Ora che questo tema sia fatto proprio dall'Unione Europea e che dunque spinga i paesi in questa direzione è un fatto certamente positivo. L'Italia è uno dei paesi che non ha un contratto minimo per norma, sappiamo che invece 21 paesi a livello europeo ce l'hanno. Io credo che oltre alla battaglia per il salario minimo va fatta una battaglia per il salario giusto, corretto, quello che consente alle persone di dare il loro contributo positivo al mondo del lavoro e contemporaneamente di vivere con dignità la loro vita. Allora, a tal proposito, chiedo alla regia se possiamo mandare in onda le parole pronunciate nelle scorse ore dal Ministro del Lavoro Andrea Orlando, che su questo ha tenuto il punto. Sentiamo il Ministro al Lavoro Andrea Orlando. Sulla direttiva sono particolarmente impegnato a fare in modo tale che si possa arrivare ad a un punto di equilibrio tra i diversi paesi. L'Italia sta dando il suo contributo per ridurre le distanze tra le diverse posizioni in campo. Il passaggio del Consiglio della prossima settimana sarà assolutamente essenziale in questo senso. A livello nazionale, naturalmente la direttiva può aiutare in questo senso, a livello nazionale vedo che dopo aver posto la questione qualche settimana fa si riconosce che oggettivamente il tema fondamentale è quello del lavoro povero e del livello dei salari complessivamente. Però intanto infiamma il dibattito politico su questo fronte. Tra l'altro, chiedo sempre alla regia, abbiamo il sondaggio di Ring di ieri sera, perché nel corso della trasmissione di Nicola Zanetti abbiamo chiesto ai telespettatori che cosa ne pensassero, ecco, del salario minimo. Introdurlo anche in Italia, grazie Tony, sì 78,5%, quindi la stragrande maggioranza dei nostri telespettatori ha votato favorevolmente a questa introduzione. Significa che c'è la necessità di sentirsi garantiti da questo punto di vista, dal punto di vista economico, in un momento in cui poi i salari sono fiaccati dal caro bolletta, da questa inflazione record. Significa che è una questione vera, è una questione che mette in sofferenza, che intimorisce, che crea paura anche del futuro milioni di nostri connazionali e quindi è una questione che va affrontata. Come dicevo prima, è una questione che tocca direttamente la stragrande maggioranza dei lavoratori del nostro paese, coloro che hanno degli stipendi che sono al di sotto spesso anche di un livello di dignità, un livello di libertà. Non c'è dubbio alcuno, vede, se noi facciamo un confronto con il livello dello stipendio parametrato al costo della vita di oggi rispetto a 20-30 anni fa, non c'è dubbio alcuno che i lavoratori nel nostro paese hanno perso potere d'acquisto
E questo è un tema serissimo, è un tema serissimo innanzitutto per la libertà, come dicevo prima, e per la dignità delle persone, della vita delle persone, poi per la sicurezza, per la costruzione di un futuro, ma anche dal punto di vista economico, perché un paese povero non consuma, capisce? Cioè ingenera un percorso vizioso anche dal punto di vista della crescita economica, per cui ci sono tutti gli elementi per cui bisogna intervenire. Ritorniamo alla cronaca perché poi voglio porle la questione. La vicenda della giovane Basma, la ragazza diciottenne scomparsa il 31 maggio scorso da Castelfranco Veneto. Proseguono le indagini, ma sembra ormai del tutto chiaro che la fuga di questa giovane sia stata provocata dall'ipotesi, dalla prospettiva di nozze combinate in Pakistan. È sempre più fitto il giallo sulla scomparsa di Basma, giovane studentessa dell'Alta Padovana, che dal 31 maggio non dà più notizie di sé. La famiglia vive da tanti anni a Galliera Veneta. La diciottenne frequenta un istituto professionale di Castelfranco. In queste ore i carabinieri stanno sentendo parenti e amici. L'ultima ipotesi, che prende consistenza, sarebbe quella di una fuga volontaria all'estero. Forse una fuga d'amore, forse per sfuggire a un matrimonio combinato e deciso dalla famiglia di origine pakistana. C'è chi parla di fuga d'amore in Francia. Di certo l'ultimo contatto rilevato è quello alla stazione delle Corriere di Castelfranco, dove qualcuno l'ha vista estrarre dei soldi. Dai microfoni di Telenord-Est il primo cittadino di Galliera, nelle scorse ore, aveva lanciato un appello alla giovane. Gli dico a Basma che ci sono i familiari e anche la comunità in apprensione e di ritornare a casa. Ora il passaggio successivo delle indagini è la richiesta di poter utilizzare i tabulati telefonici per verificare chiamate e messaggi che potrebbero dare indicazioni molto importanti. Tra l'altro in queste ore stiamo facendo anche tutti gli approfondimenti del caso con la scuola, i vari interlocutori pubblici. Diciamo che le amiche sembrano confermare questa ipotesi della fuga da nozze combinate. È un fatto che ci riporta ad altri fatti di cronaca particolarmente gravi, senatore Ferrazzi. Beh, se l'ipotesi dovesse essere confermata si ripropone un tema importante e grave. Nel nostro paese non è accettabile che si possa continuare con una pratica che è una pratica tribale e che è una pratica che va contro i diritti delle persone, la libertà delle persone. Grazie a Dio il nostro paese, come la stragrande maggioranza dei paesi al mondo, ha aderito alla Carta delle Nazioni Unite e alla Carta dei diritti dell'uomo. E non ci può essere nessuna coercizione familiare, nessun sistema politico istituzionale che passi sopra la libertà delle persone di vivere come desiderano, di vivere una relazione come desiderano e di essere addirittura costrette a vivere una relazione addirittura di matrimonio con una persona che loro non vogliono. È inaccettabile nel nostro paese, bisogna fare un lavoro naturalmente culturale, bisogna fare un lavoro legislativo e bisogna fare anche un lavoro di pressione perché in Italia, in Veneto, situazioni di questo tipo non possono accadere. Poi c'è un altro tema che fonde cronaca e attualità, quello delle baby gang. Farei un passo indietro, poi ho delle novità importanti che riguardano la provincia di Treviso, ma facciamo un passo indietro e raccontiamo cos'è successo nei giorni scorsi nella Veronese, sulle sponde del lago di Garda. Ci sono ovviamente anche dei risvolti politici, non potrebbe essere altrimenti, siamo a pochi giorni dall'election day del 12, ma facciamo il punto e poi ho delle novità da darvi. Oh raga, chi vince? Chi vince oggi? I blu o i neri? Le provocazioni dirette alle forze dell'ordine, le risse, i tafferugli, l'abuso di sostanze e le armi, man mano che passano i giorni e le ore, i contorni del folle 2 giugno vissuto sulle sponde del Garda da centinaia di ragazzi si sta rivelando in tutta la sua gravità, con uno scambio incrociato di accuse tra i sindaci di Peschiera e di Castelnuovo sull'ordine pubblico, scene mai viste, racconta chi c'era, e che hanno avuto come sviluppo anche le molestie sul treno Verona-Milano. In questo caso i sospettati sono circa una trentina, buona parte ragazzi immigrati di seconda
seconda generazione. Dove siete femministe a targhe alterne? Erano alpini anche questi, si chiede via social l'assessore regionale leghista Roberto Marcato, mentre il leader Salvini, dopo aver parlato di spettacolo indegno, subito rilancia. C'è una proposta di legge della Lega in Parlamento ferma da troppo tempo che prevede l'associazione a delinquere anche per i minorenni, perché non è che sia palpeggiare, a molestare o a derubare un 18enne, può andare a giudizio, se lo fa un 16enne non rischia nulla. Quindi la custodia cautelare per reati gravi, e penso alle molestie, penso agli episodi di violenza, è sacrosanta. Proposta raccolta dallo stesso presidente Luca Zaia in giornata, punizioni senza se e senza ma, le sue parole, anche perché i fatti veronesi sono tutt'altro che isolati. A Jesolo è stato un weekend di botte di alcol, centinaia gli interventi, tanto da convincere il sindaco della città balneare a chiedere un incontro urgente al prefetto per parlare di rinforzi. A Treviso invece l'ULSS 2 annuncia l'arrivo di nuovi psicologi per affrontare soprattutto il disagio giovanile, e c'è chi chiede, come la deputata Angela Colmellere, di potenziare l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole. Sicuramente il nostro obiettivo è di allargare questo numero di ore, dando la possibilità di fare dei percorsi e dei progetti sempre più specifici. Però è un inizio che va sicuramente portato avanti, e quindi dobbiamo puntare sempre ed esclusivamente sul far sì che questi ragazzi, ripeto, imparino ad essere. Questa quindi la cronaca, ma anche il dibattito politico. Avete visto, erano comunque tutti esponenti della Lega. Su questo la Lega è andata all'attacco. Fa bene, strumentalizzazione politica, qual è la sua posizione? Il tema comunque c'è da un punto di vista della cronaca, Ferrazzi. No, il tema c'è, il tema è presente, è reale. Quello che è successo a Peschiera è un fatto inaccettabile, indecoroso. Purtroppo non è nemmeno il primo, perché ricordo per esempio la scorsa estate a Jesolo, ricordo benissimo quello che era accaduto. Ero intervenuto anch'io col ministro degli interni per avere rinforzi, e la ministra Lamorgese ne mandò anche in collegamento col prefetto. Però veda, ci sono una serie di interventi da fare, ma il primo intervento è quello della repressione. Cioè, innanzitutto dobbiamo tutti metterci d'accordo che attorno a questi temi non c'è strumentalità politica, non c'è battibecco politico, non c'è polemichetta politica che tenga. Sono questioni inaccettabili che afferiscono alla libertà e alla sicurezza delle persone, a partire dalle nostre figlie, dei nostri figli. E quindi su questo non si può transigere, bisogna avere la mano dura, bisogna intervenire con forza. I ragazzi che compiono atti di questo tipo, e spesso le baby gang sono anche femminili, peraltro non solamente maschili, devono sapere che ci sarà una risposta secca e che pagheranno le conseguenze dei loro atti. Dopodiché certamente c'è tutta una serie di altri interventi, ma il primo passo è una risposta dura, omogenea da parte di tutti. E pagheranno le conseguenze dei loro atti, parafrasando la senatore, i ragazzi che si erano resi protagonisti 2 sabati fa, se non erro, di una mega rissa in stazione a Lancenigo di Villorba. Era sabato mattina, si erano dati appuntamento via social, come accade quasi sempre ormai. Ebbene, il questore della provincia di Treviso ha emesso 9 provvedimenti di divieto di accesso ai pubblici esercizi per la durata di un anno a carico di minorenni, per lo più italiani di seconda generazione residenti in provincia di Treviso. Questo è l'aggiornamento che mi arriva, la ringrazio, da Lina Paronetto. Gli stessi si erano preventivamente accordati su una piattaforma social di incontrarsi presso la zona antistante il bar alla stazione di Lancenigo di Villorba, con il chiaro intento di venire alle mani nell'ambito di una contesa fra fazioni rivali. Il 28 mattina effettivamente i ragazzi si sono scontrati, determinando l'intervento dei carabinieri di Villorba. C'era stato un fuggi generale, poi un aiuto era arrivato dalle telecamere. Inoltre, sempre il questore di Treviso ha emesso altri 4 provvedimenti di divieto di accesso ai pubblici esercizi, questa volta per la durata di 2 anni a carico di giovani tra i 18 e i 20 anni residenti in provincia di Treviso. I soggetti in questione, nel corso di una festa organizzata
organizzata la sera del 2 giugno all'interno di un agriturismo di Castelfranco Veneto avevano dato luogo a una rissa. In tale occasione sono intervenuti i carabinieri della Castellana. Da inizio anno solo nella Marca sono già 37 i provvedimenti di divieto di accesso ai pubblici esercizi che il Questore ha adottato, e questo rispetto ai 14 dei primi 6 mesi dell'anno scorso, come dicevamo, insomma. Quello che bisogna fare, no? Cioè i ragazzi e le ragazze che compiono questi gesti devono sapere che non la passano liscia. Questa è la prima comunicazione che bisogna dare a loro. Dopodiché ci viene tutto attorno, naturalmente tutto quello che possiamo fare, ci mancherebbe l'educazione, le scuole, i servizi sociali, sono tutte politiche assolutamente fondamentali, però la prima cosa è dire questi comportamenti sono inaccettabili, sono reati, paghi la conseguenza se li compi. Allora, Senatore, poi con lei vorrei toccare un altro tema importante. Partirei, chiedo alla regia se possiamo vedere insieme questa foto, soltanto un attimo. Eccola qua. Che cosa rappresenta, Senatore, questa foto? Beh, questa è il magnifico, è la sede del Consiglio Comunale di Venezia, a Ca' Farsetti. È la sede in cui si ritrova il Consiglio insieme alla Giunta per definire i futuri della gloriosa città della Serenissima. Tra l'altro è una sede dove io ho avuto la possibilità di servire la mia città sia da consigliere sia da assessore all'urbanistica, quindi insomma sono particolarmente legato. E il problema è che è vuota, perché nonostante lo stato di emergenza e la pandemia sia finito ormai da mesi, e nonostante che tutto sia aperto, le fabbriche, le scuole, con ragazzi in 30-40 metri quadrati sono 20-30 ragazzi, i mezzi di trasporto pubblico, i concerti, i cinema, i teatri, il Consiglio Comunale di Venezia incredibilmente continua a essere fatto online. Cioè i consiglieri non hanno la possibilità di partecipare dal vivo e i cittadini di esserci, di ascoltare, di intervenire lì dove possono, dove è regolamentato naturalmente dal regolamento del Consiglio stesso. È una cosa unica a livello nazionale ed è per questo insomma, che ho deciso insieme a 25 colleghi senatori di interpellare la Ministra dell'Interno e il Ministro della Salute, nonché il Prefetto. Ho parlato tra l'altro sia con la Ministra, ho contattato sia la Ministra che il Prefetto, e con questa interrogazione parlamentare chiediamo un intervento, perché non è possibile che una città come Venezia, che ha avuto storicamente nella partecipazione la sua ricchezza, viva una situazione così, in cui da remoto si toglie la parola a un consigliere pigiando un tasto. Questo sta succedendo, insomma. Ecco, parlavamo prima, no, della differenza che c'è tra anche un collegamento via Skype e avere una persona in studio, cambia la dialettica. Ma soprattutto nei consigli comunali, vede, il Parlamento per esempio non si è mai chiuso durante la pandemia, non abbiamo perso una settimana, i consigli regionali sono aperti da mesi, via dicendo. I consigli sono i luoghi, soprattutto quelli dei municipi, sono la casa trasparente, no? Cioè sono la casa di tutti, è la casa della comunità, è la casa dei cittadini. Deve esserci partecipazione, controllo, vigilanza, modo per fare le proposte. E se togliamo anche lì la parola, la possibilità di intervenire, togliamo certamente il dibattito democratico, che è il sale appunto della crescita della comunità, ma poi anche l'efficienza, il controllo, i servizi ai cittadini. Se non hai la possibilità di fare dei consigli comunali come Dio comanda, come puoi verificare che i servizi ai cittadini vengono fatti bene, che gli investimenti vengono fatti bene e via dicendo? È l'ABC dell'attività della trasparenza e del buon funzionamento della pubblica amministrazione. Io credo che a questo punto, grazie alla nostra interrogazione, chi di dovere interverrà, e a breve avremo consigli comunali anche a Venezia, così come in tutta Italia da tempo accade, diciamo in partecipazione e in trasparenza. Io rimarrei nel veneziano, ma andiamo in terraferma per la cronaca, perché ci sono stati momenti di tensione e paura tra i clienti e il personale di un supermercato di Fossò. 2 rapinatori armati di una pistola hanno fatto irruzione nel tardo pomeriggio di ieri, facendosi consegnare il denaro in cassa.
Erano in due, entrambi col volto nascosto da una mascherina anti-Covid ed il cappuccio del Kiwi calato in testa. Uno si è fermato all'ingresso, non facendo più entrare o uscire nessuno. L'altro si è diretto verso l'unica cassa aperta con una pistola in pugno. Erano circa le 18:30 quando la coppia è entrata in azione al PRI di Via Provinciale a Fossò. In quel momento il supermercato non era particolarmente affollato. Sono stati attimi di forte tensione. Il rapinatore, che appariva piuttosto nervoso, ha intimato con accento veneto la consegna del denaro, un bottino modesto visto che l'incasso della giornata era già stato versato. I rapinatori sono poi scappati in direzione Campo Nogara in sella ad uno scooter. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Così dunque a Fossò, ma vi dicevo prima di importantissima operazione al porto di Trieste, oltre 4 tonnellate di cocaina sequestrata. Dovremo avere fra pochi minuti, l'intervista al procuratore della Repubblica di Trieste. Mi dicono che la stanno montando un'operazione sostanzialmente inedita per la mole, una delle principali in Europa. È una cifra mostruosa, 4 tonnellate di cocaina. Sì, ma innanzitutto complimenti alle forze dell'ordine e alla magistratura che è riuscita a compiere un colpo di questo tipo. Dopodiché questo racconta quanto il giro della droga sia smisurato, quante tonnellate di droga girano anche nel nostro paese e questo racconta quanto sia importante ogni giorno combattere contro la criminalità organizzata che sta devastando i nostri territori, che sta portando droga a dismisura, e racconta anche però quanto viene utilizzata la droga nei nostri territori. La cocaina è diffusissima non solamente tra i giovani o tra i marginati, anzi spesso il costo non ne consente l'utilizzo, è diffusa a livello trasversale, quindi pone anche un tema non solo nei confronti di chi guadagna illecitamente e va combattuto ogni giorno, ma anche dell'utilizzo che se ne fa anche a livello sociale. Questo è un tema drammatico, va preso con grande serietà. Allora, a proposito di legalità, lei Ferrazzi è vicepresidente della Commissione Ecomafie al Parlamento, e a proposito di legalità fra qualche minuto ci collegheremo con la scuola Manunzio di Mestre, dove è in corso un'iniziativa per la legalità, anzi possiamo farlo anche adesso perché c'è la nostra Ilaria Marchiori, mi sa che mi sente anche Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno Cristian, buongiorno al tuo ospite in studio e a tutti i nostri telespettatori. Sono qui in compagnia dell'assessore alle politiche educative del Comune di Venezia, Laurea Besio, che anche lei questa mattina, grazie assessore di essere qui innanzitutto, ha preso parte a questa importantissima presentazione di un progetto che ha coinvolto i ragazzi della scuola media di Mestre Manunzio, dalla prima alla terza media, in un progetto davvero interessantissimo. Un progetto che ha toccato tante tematiche, da quella ambientale a quella della legalità, tanto che sono stati piantati degli alberi proprio per ricordare a 30 anni dalla sua scomparsa Giovanni Falcone. Assessore, è un momento anche toccante perché li abbiamo visti davvero coinvolti questi ragazzi. Sì, assolutamente. Oggi siamo alla Manunzio, ci siamo rifugiati adesso in palestra perché ha cominciato a piovigginare, però non abbiamo potuto non ammirare tutti i padiglioni che sono all'esterno e che ci hanno raccontato i ragazzi in prima persona in tutto il loro contenuto, padiglioni che raccontano dell'aria, dell'acqua, di tutto quello che riguarda l'ambiente, quindi temi anche importanti, temi ambientali su cui questa amministrazione in particolare è molto sensibile. Siamo reduci adesso dal Salone Nautico e proprio al Salone Nautico abbiamo cercato anche di dare questa impronta di attenzione non solo al lusso ma anche proprio a partire dalle nuove generazioni, dai più giovani, all'ottica della
sostenibilità ambientale, quindi sono temi che assolutamente noi abbiamo a cuore, ma non c'è solo questo oggi alla Manuzio e quindi mi sento proprio di esprimere un sincero apprezzamento nei confronti della scuola tutta, a partire dalla dirigente, ma anche tutti i docenti e i ragazzi, perché i temi toccati sono tantissimi, Ilaria, sono addirittura la giustizia, ci siamo avvicinati con i ragazzi al lavoro dei magistrati, i magistrati hanno potuto spiegare che cos'è il tema della legalità e loro lo hanno calato all'interno delle aule, delle realtà scolastiche, avvicinandosi poi anche ai temi magari più vicini, quelli del bullismo, del fare la spia, si può fare o non si può fare, è meglio il dovere piuttosto che... Quindi davvero dei temi importanti. A questo si aggiunge quello della storia, la scoperta del patrimonio di Mestre con gli itinerari educativi del Comune di Venezia che hanno accompagnato i ragazzi alla scoperta proprio della Mestre antica. Insomma, devo dire che c'è veramente un panorama che tocca tanti e tanti ambiti. Questo ci dà modo di dimostrare che la scuola non è solamente un contenitore, ma è un qualcosa che è uno spazio di crescita fondamentale dove i bambini entrano tali, però escono cittadini, quindi anche la cittadinanza attiva. Infatti, proprio per parlare anche di giustizia, una delle prime tappe di questo inizio di percorso che tra l'altro ricordiamo la scuola Manuzio si è aggiudicata tra altre in Italia, ma addirittura una rosa insomma abbastanza stretta, quindi è importante anche evidenziarlo. Questo significa che il progetto è stato valutato proprio meritevole di poter essere messo in pratica, messo in atto. Una delle prime tappe è stato proprio una visita all'aula bunker di Mestre, proprio per incontrare magistrati, avvocati, per parlare di legalità. Uno però degli aspetti fondamentali di questo progetto, Assessore, è stato anche quello di voler tirare un po' fuori i ragazzi da quella prigione di vetro dove sono stati messi negli ultimi 2 anni a causa della pandemia, del lockdown, del Covid, e anche molti ragazzi con disabilità che abbiamo incontrato proprio questa mattina, che sono stati portati proprio fuori ad eseguire dei lavori manuali, ad avere a che fare con la terra, con l'ambiente, con gli alberi. Assolutamente, devo dire che la scuola è anche questo e quindi evviva la scuola davvero, perché porta un messaggio di cui anche noi come amministrazione ci facciamo portavoce, che è il messaggio di fare rete, solidarietà, inclusione, accoglienza. Sono tutti temi di cui spesso ci riempiamo la bocca, ma in realtà poi quando entriamo proprio in queste realtà ci rendiamo conto che vengono raccontati ai ragazzi con il loro linguaggio e loro li capiscono quando ci avviciniamo a loro senza pretesa, ma con l'ascolto e anche con il dialogo. Arriviamo davvero a toccare punti importanti che sono fondamentali, perché ripeto, la scuola poi è sempre quel passaggio, anzitutto è la prima realtà di comunità dopo la famiglia che i ragazzi incontrano, e poi è quel passaggio perché i ragazzi possano crescere e diventare veri e propri cittadini, e ne abbiamo tanto bisogno davvero. Ringrazio l'assessore comunale alle politiche educative Laura Besio. Ricordo solamente, visto che abbiamo parlato finora di legalità, che oggi ci sarà il Comitato per l'Ordine e per la Sicurezza proprio per parlare di come gestire soprattutto anche la questione sul litorale veneziano, alla luce anche di quello che è stato l'appello del sindaco di Jesolo ieri al prefetto di avere più forze dell'ordine, non da metà luglio come succede solitamente, ma da subito, perché c'è la necessità. Questo anche per fronteggiare la questione baby gang. L'abbiamo visto la scorsa stagione, che cosa è successo quest'anno, solo nell'ultimo weekend si è verificata un'altra rissa in piazza Mazzini a Jesolo, e dunque per evitare che accadano ancora episodi spiacevoli e andare a rovinare l'estate jesolana e non solo quella del litorale, se ne discuterà proprio oggi al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Dunque queste le questioni principali della giornata. Io restituisco la linea allo studio perché so che i tempi sono stretti. Grazie. Grazie davvero Ilaria, grazie a te Paola Barbato e alla tua ospite, senatore Ferrazzi. Sono iniziative comunque che fanno bene, queste dedicate alla legalità poi a 30 anni dai fatti che ben conosciamo. Assolutamente, la scuola... Pare che la scuola veneziana è una scuola veramente viva, piena di iniziative. Storicamente poi il Comune di Venezia è sempre stato all'avanguardia, gli itinerari educativi che erano citati anche adesso dall'assessore hanno una storia gloriosa nel Comune di Venezia, che fin dagli anni 90, 80-90 hanno posto al centro anche dell'interesse nazionale, tanto che gli itinerari educativi poi sono diventati quello che si chiamano
insomma, gli esempi, no, per altre amministrazioni a livello nazionale. E il mondo della scuola è un mondo vivo, è un mondo fondamentale, è un mondo in cui tu devi non solamente insegnare le materie, ma è un mondo in cui i ragazzi devono diventare cittadini, partecipi, imparare a star bene l'uno con l'altro, anche se l'altro magari mi è antipatico, imparare a sviluppare un senso critico, i valori e via dicendo. Quindi ogni progetto che apre la scuola in questa dimensione deve essere ben visto. Allora, facciamo così, lei senatore resta qui con me perché abbiamo ancora tanti fatti da commentare, dobbiamo ritornare sulla questione del vaiolo delle scimmie, ma non solo, quindi un po' di pubblicità e ci rivediamo fra qualche minuto. Di nuovo in diretta, sono le 12:39 del 7 giugno, qui con me ancora il senatore del Partito Democratico Andrea Ferrazzi. Prima di ritornare Ferrazzi su alcune questioni politiche molto calde, un po' di cronaca, perché dalle redazioni stanno confluendo i contributi di giornata. Vi raccontiamo adesso e vi mostriamo delle immagini davvero impressionanti che arrivano da Bigolino. Questa mattina c'è stato un incidente stradale, salvo veramente per miracolo il conducente. Inizialmente, vista la scena, era stato chiesto l'intervento dell'elicottero di Treviso, ma poco dopo il conducente dell'auto è uscito da solo e non ha voluto cure, salvo quasi per miracolo nell'abitacolo di una Opel grigia carambolata contro una recinzione e un cartellone pubblicitario. È successo appena dopo le 7 a Bigolino, a ridosso dello svincolo che porta a Montebelluna in via Erizzo. L'auto sarebbe uscita fuori strada in maniera autonoma, finendo capovolta sul marciapiede. Fortunatamente in quel momento non transitava nessuno. All'incidente hanno assistito in tanti, immagini sono finite anche sui social, sulla pagina Valdobbiadene, segnalazioni rapide. Nell'ora di punta il senso di marcia è stato regolato a senso alternato, così da consentire ai soccorsi di raggiungere il mezzo, rimuoverlo e mettere in sicurezza l'area. Sul posto sono arrivate una pattuglia dei carabinieri, una della polizia locale e una squadra di vigili del fuoco di Montebelluna, supportata dai tecnici di Apigas, per scongiurare il rischio di sversamento e perdite dalla cassetta vicina. Rallentamenti a effetto domino si sono registrati anche sul ponte di Vidor. Torniamo a parlare di lotta alla droga, al traffico di sostanze stupefacenti. Sono state identificate oltre 50 persone nella zona della Campo Sampierese. Parchi, controlli nei giorni di mercato, blitz anche nelle aree segnalate nei vari comuni. Sono 50 le persone identificate nell'ultima settimana nell'ambito delle operazioni antidroga e antidegrado degli agenti della polizia locale nei 10 comuni della Federazione del Campo Sampierese. 12 sequestri di sostanza stupefacente. A Campodarsego, in un parcheggio del centro, fermato un trentenne di Saccolongo, sorpreso a fumare una sigaretta con droga. Allo stesso, gli agenti hanno sequestrato altra marijuana. A Santa Giustina in Colle, trovati dei giacigli in una casa abbandonata a ridosso del centro. Perché appunto, come diceva anche il nostro ospite, il senatore Ferrazzi, il fenomeno è diffusissimo, quindi poi le operazioni si moltiplicano, ma di fatto non sempre è facile tenere il passo di tutte queste evoluzioni, perché parliamo di delinquenti sempre più performanti sul mercato, competitivi, c'è da dire anche questo. Sì, parliamo di interessi che sono interessi mondiali, parliamo di flussi di denaro di natura illecita, pericolosi, ma di grandissima quantità. E dunque parliamo di una delle lotte più importanti che dobbiamo fare non solamente come sistema paese, ma anche a livello internazionale. Certamente la lotta contro la droga deve essere una lotta senza quartiere, una lotta di alleanza di tutte le democrazie, non solo delle democrazie di tutto il mondo, sapendo che davanti abbiamo degli interessi radicati, abbiamo delle organizzazioni forti, contro le quali dobbiamo combattere ogni giorno. Ecco, e vi ricordo appunto questo maxi sequestro, poi ci torneremo a Trieste da oltre 4 tonnellate di cocaina, uno dei più consistenti mai realizzati in Europa nella storia recente. Ma sono tutti temi questi, no? Contrasto alla droga, ordine pubblico, baby gang, ne abbiamo parlato prima, che sono entrati di prepotenza, ed era inevitabile, nella campagna elettorale, rush finale in vista dell'Election Day
poi del 12 giugno, al voto 86 comuni in Veneto e le sfide cruciali, per qualcuno esiziali, di Belluno, Padova e Verona, con colpi di scena. Poi questa è la settimana anche dei colpi di scena, per certi versi delle denunce e quant'altro. Quella più eclatante arriva dal candidato sindaco del centrodestra a Padova, Peghin, che dice di aver ricevuto un pugno in volto. È successo sabato sera. In un primo momento aveva pensato di non presentare denuncia alle forze dell'ordine per non aggiungere tensione all'ultima settimana di campagna elettorale, ma visto che non si tratta del primo episodio, il candidato del centrodestra, Francesco Peghin, ha deciso di denunciare ufficialmente l'accaduto, un'aggressione avvenuta durante la festa dello sport a Montà. Mi si è avvicinata una persona che mi ha chiesto se ero il candidato sindaco e io fiduciosamente, rispondendogli di sì, sono andato per stringergli la mano. E lui mi si è, messo davanti, cominciando a urlare, a inveire, e poi mi ha sferrato un pugno sulla spalla. E sempre urlando poi se n'è andato via, sono rimasto impietrito. Un episodio figlio di un clima di tensione, racconta Peghin, soprattutto dopo altri 2 episodi riferiti dal candidato sindaco: l'auto del suo staff colpita con calci e autista oggetto di sputi, e poi le vetrofanie della sede elettorale strappate. Essendo il terzo episodio di questo tipo durante questa campagna elettorale, ho ritenuto di sporgere denuncia, perché mi sembra che non si possa stare in un clima di questo tipo. È arrivata però la solidarietà da parte di Giordani? Ho visto sui giornali, sì. Quindi non l'ha contattata direttamente? No. Che si può fare una sorta di appello per quest'ultima settimana, insomma, che il clima non diventi ancora peggiore? Sì, penso che una campagna elettorale sia un momento dove si sceglie il futuro della città, ma tutto dovrebbe rimanere in un clima di confronto di idee, di opinioni, di visioni politiche che possano essere le più diverse, ma tutti si lavora per la città, quindi episodi di questo tipo non fanno bene alla città, non fanno bene a nessuno. Così Peghin. Ferrazzi, che cosa ci può dire in merito? C'è una denuncia fatta poi alle forze dell'ordine. Insomma, lei vede da politico che frequenta il territorio un'escalation? Ma se il candidato sindaco è stato oggetto di violenza, ha fatto bene a denunciare, perché la violenza deve essere assolutamente al di fuori del dibattito politico, di un dibattito civile, trasparente, naturalmente, che può essere anche molto ruvido quando serve, ma che deve essere sempre all'interno del confine, naturalmente, della correttezza, e mai ovviamente sconfinare nella violenza. Dopodiché non conosco la situazione in particolare di Padova. Io spero che invece nei prossimi giorni si abbia la possibilità, su questo non ho dubbio, di continuare in modo trasparente nei confronti dei cittadini, in modo tale che ogni candidato abbia la possibilità di rappresentare i cittadini nella propria proposta. Lei è piaciuta più in generale questa campagna elettorale? Ma diciamo è una campagna elettorale amministrativa, quindi ha a che fare con i servizi dei cittadini, è una campagna elettorale poco politica, ed è giusto che sia così. Quando noi abbiamo a che fare con l'esperienza civica delle amministrazioni, dei sindaci, degli assessori, dei consiglieri comunali, abbiamo a che fare certamente con una dimensione politica, ma con una dimensione politica calata immediatamente nel territorio, e quindi io credo e spero che in questa direzione tutte le campagne elettorali possano muoversi. Tiene il governo? Le faccio la domanda proprio lapidaria, perché insomma abbiamo visto delle fibrillazioni anche pesanti nelle scorse settimane. Penso alle concessioni demaniali, sì, balneari e quant'altro. Ma secondo lei può cadere il governo in questa situazione? Cioè, nel mezzo di una guerra in Ucraina scatenata dall'invasione di Putin, nel mezzo di un aumento dell'inflazione pericoloso, nel mezzo di un investimento straordinario con il PNRR, con il Recovery Fund, con il Fit to 55 votato oggi nel Parlamento europeo e via dicendo. Cioè, secondo lei è possibile che per giochetti, balletti
e posizionamento elettoralistico di alcuni partiti che sanno che comunque prima o poi si va a votare e quindi non oltre il maggio del prossimo anno, noi possiamo mettere in dubbio la tenuta del governo. Mi sembra che sia una questione veramente però poco proprio seria. sul Fit for 55 stanno arrivando critiche pesantissime da parte della Lega. E parliamo di un pacchetto importante, ecco, ricordiamo a chi a casa che cos'è questo pacchetto in parole molto significa semplici. tagliare l'emissione del 55% entro il 2030, che è una questione di buonsenso massimo, ma lei si ricorda Vaia nel 2019 cosa ha scatenato? La devastazione della tempesta nelle nostre Dolomiti, l'acqua alta del novembre sempre di 3 anni fa. I fenomeni, ogni volta che piove c'è un disastro ambientale, case scoperchiate, cioè voglio dire il Fit to 55 è quello che serve per vivere in sicurezza e poi le aggiungo di più, è quello che serve per creare sviluppo, crescita, lavoro, perché le aziende che investono nella transizione ecologica ormai in tutto il mondo, grazie a Dio, lo fanno perché fa anche business, perché ormai i cittadini, i consumatori sanno che di là bisogna passare. Il voto contrario della Lega nel Parlamento europeo, questo pacchetto è un errore. È un errore, è contro la politica industriale del nostro paese che deve assumere, perché la politica della transizione è innanzitutto una politica industriale che crea lavoro, benessere, che guarda al futuro e non al passato. È un errore di una Lega che si chiude all'interno dei stretti recinti di Orban, della Le Pen, grazie a Dio assolutamente confinati a livello europeo. Dicevamo, election day il 12, pende come una spada di Damocle, siamo un po' le solite, ma forse stavolta più di altre l'astensionismo. A tal proposito sentiamo le parole della Presidente del Senato, la Padovana Casellati. Arrivano. Seggi aperti dalle 7 alle 23 di domenica prossima, 12 giugno. I cittadini sono chiamati a esprimersi sui 5 referendum sulla giustizia. Si vota anche per le elezioni amministrative, oltre a Padova capoluogo. Si rinnovano le amministrazioni di Abano Terme, Vigonza e altri 15 comuni. Dalla Presidente del Senato Casellati un appello al voto. Mi auguro che tutti vadano a votare. Il voto è il primo atto di democrazia, quindi l'espressione della volontà per come uno intende modificare un assetto, sia che si tratti di amministrative che si tratti di politiche. Quindi io mi auguro che la gente partecipi, anche perché non partecipare significa poi alla fine che uno accetta tutto quello che succede. Quindi io penso che uno debba anche proporre delle soluzioni, non subire delle soluzioni. Queste le parole della Presidente del Senato, la Padovana Casellati. Ferrazzi, vuole aggiungere qualcosa? No. Sono appelli condivisibili questi? Assolutamente, mi sembra che sono appelli generali condivisibili e tutti dobbiamo attenerci a comportamenti di questo tipo. Lei ha un appuntamento con gli elettori a breve, abbiamo parlato poco fa di legalità, di trasparenza, di operato della pubblica amministrazione, quant'altro. Che cosa farà? È una cosa un po' inedita, non lo fanno tutti. Ma sa, quando mi sono candidato nel 2018 al Senato della Repubblica e fui eletto, avevo preso un impegno con i cittadini. E l'impegno era quello, lo slogan era lavorare per il territorio e credere nel paese, quindi il mio impegno era quello di essere in costante rapporto col territorio e ogni anno faccio un appuntamento in cui rendo conto dell'operato che ho tenuto nel Parlamento a favore dei cittadini, a favore del territorio. Quest'anno lo farò il 16 di questo mese, lo farò giovedì 16 giugno alle 17:45 al Centro Candiani di Mestre e sarà l'occasione davvero di confrontarmi con i cittadini, di rendere conto dell'impegno, anche dei risultati, anche degli errori, di ascoltare, di essere anche corretto, la possibilità di un confronto costante in modo tale che tutti insieme possiamo lavorare
per il bene del nostro territorio. Transizione ecologica, PNRR, ecomafie, riforma della Costituzione, economia circolare, Covid, energia e guerra in Ucraina, territorio e città, un po' i temi che abbiamo toccato molto velocemente in questa prima parte. E quindi senatore, la ringrazio, buon lavoro e torni a trovarci fisicamente finalmente presto. Grazie a lei e un saluto a tutti i telespettatori. Grazie al senatore del Partito Democratico Andrea Ferrazzi, vicepresidente della Commissione Ecomafie in Parlamento. Noi ritorniamo sulla cronaca e andiamo a Padova per parlarvi del caso che si è registrato ieri sera, perlomeno è stato comunicato dall'azienda ospedaliera ieri sera. In questo caso vedo l'esperta di Vicenza, ma dovremmo avere anche il servizio di Padova, se non sbaglio. Chiedo alla regia, dove appunto abbiamo la cronaca di quello che è successo. Vediamo quindi questo primo caso di vaiolo delle scimmie nel Padovano. È un giovane medico specializzando il primo paziente infettato dal vaiolo delle scimmie a Padova. Ha 25 anni, non è in pericolo di vita, ma presenta sintomi accentuati. Queste le sole comunicazioni divulgate dalla stessa azienda ospedaliera di Padova, dove il giovane medico è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive. Si tratta del primo caso di vaiolo delle scimmie a Padova, il secondo in Veneto, dopo quello registrato nei giorni scorsi a Verona. Il medico ha presentato i primi sintomi dopo essere stato in contatto con una persona che arrivava dalla Spagna. I sintomi nelle fasi iniziali dell'infezione sono molto comuni: febbre, mal di testa e alla schiena, dolori muscolari, spossatezza, gonfiore e linfonodi. L'eruzione cutanea compare circa 3 giorni dopo il contagio. La malattia dopo 3 settimane regredisce. Il medico è stato subito sottoposto ad accertamenti ed è risultato positivo al virus monkeypox MPX. Il caso è già stato segnalato all'ufficio di prevenzione dell'USL 6 Euganea, che ha già provveduto al tracciamento dei contatti di lavoro e i familiari avuti dal giovane, che ora dovranno osservare un periodo di quarantena. Il contagio avviene attraverso i droplet a distanza ravvicinata oppure dalla rottura delle vescicole. L'Organizzazione Mondiale della Sanità proprio ieri segnalava circa 800 casi di persone attualmente contagiate dal vaiolo delle scimmie nel mondo, una ventina i casi registrati in Italia. Con le diverse ULS che sono ovviamente in allarme, forse la parola è eccessiva, sono in allerta, così nel Vicentino. Il vaiolo delle scimmie, nessun allarme. Per adesso i casi isolati sono pochi, si tratta di un ceppo che è un po' un parente del germe del vaiolo che aveva imperversato in tutto il mondo fino a circa il 1977, quando è stato dichiarato debellato a livello mondiale. Al momento dunque nessun allarme ufficiale, ma l'alert lanciata dall'OMS per 92 casi confermati in 12 paesi è bastato per attirare l'attenzione su un virus già conosciuto dal 1958, quando fu identificato in un laboratorio di Copenaghen. Un virus che non dà una sintomatologia particolarmente impegnativa, ma dopo l'esperienza del Covid-19 il Ministero della Salute ha comunque elevato la soglia di attenzione per intercettare eventualmente i primi casi che potessero verificarsi. Al momento nella nostra zona non abbiamo segnali di casi sospetti e certo la sintomatologia all'inizio è confondibile con altre patologie perché è una sintomatologia simile influenzale, astenia, febbre, spossatezza. Quello che la caratterizza poi è la comparsa delle cosiddette vescicole a livello un po' del corpo, anche a livello dei genitali, e che sono anche responsabili della trasmissione della malattia, che si trasmette proprio per contatto stretto, molto spesso proprio per questa rottura delle vescicole. A ridosso delle vacanze estive al momento nessuna restrizione è stata diramata dal Ministero per quanto riguarda i viaggi, ma utili sono le raccomandazioni. Raccomandare, come raccomandiamo noi a tutti i nostri viaggiatori, una certa attenzione nel diciamo rilevare questo tipo di sintomatologia. La mortalità è molto bassa, chiaramente, certo sono sempre in causa un po' le persone più fragili, più vulnerabili. Allora, teniamo il punto e facciamo il punto con il nostro epidemiologo di fiducia che ritroviamo. Buongiorno e davvero ben trovato, so che è impegnatissimo, Massimo Guerriero, epidemiologo e biostatistico dell'Università di Verona.
Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, prima di vedere insieme le slide che lei puntualmente ci prepara, in questo caso non c'è solo il Covid, ma si aggiunge anche appunto il vaiolo delle scimmie e la peste suina. Le chiedo subito, tranchant, quanto ci dobbiamo preoccupare di questo vaiolo delle scimmie? No, io non sarei molto preoccupato, dobbiamo restare allertati, abbiamo tutti gli organi preposti appunto in allerta e stanno tenendo sotto controllo l'evoluzione. L'unico avvertimento, come avete dato benissimo nei servizi precedenti, è a fronte di un dubbio meglio andare a contattare un medico. Ecco, quindi, ma poi ci ritorniamo, dottore. Con lei facciamo una panoramica di quello che sta capitando un po' a livello epidemiologico. Quindi c'è il Covid, la pandemia non è finita perché i dati ce lo dicono. Tra l'altro nelle 24 ore in Veneto sono stati registrati 2.468 nuovi casi di Covid. C'è da dire, se guardiamo alle ospedalizzazioni, che queste sono comunque in costante diminuzione. 26 le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva, di queste 10, soltanto 10 sono ancora positive. Però abbiamo un delta di decessi che è comunque elevato di 6 persone decedute. Partiamo proprio dalla situazione generale con un focus poi specifico, dottore, su questa nuova variante che, se non sbaglio, è la Omicron 5, BA5. Prego. Esatto. Beh, la situazione è sotto gli occhi di tutti, nel senso che noi guardando i numeri vediamo che sono tutti in calo. È in calo la prevalenza, è in calo l'incidenza, come diceva correttamente lei, le ospedalizzazioni stanno calando del 3% anche su base giornaliera, le terapie intensive analogamente stanno calando del 2% su base giornaliera, quindi la situazione è in evoluzione per quanto riguarda il contagio, ma complessivamente è una situazione positiva. Se guardiamo a livello globale, sia l'indice del contagio che la mortalità stanno crollando. Finalmente la mortalità, che è quella più resistente nel calo. Se andiamo alla slide successiva, noi vediamo anche la situazione italiana, che è un po' diversa, nel senso che abbiamo in alto la curva dell'epidemia, che vedete nella parte destra del grafico è costantemente in calo, e finalmente la mortalità, dopo un periodo piuttosto prolungato di settimane in cui registravamo un centinaio di morti al giorno, ora anche la mortalità sta calando, siamo intorno ai 60-65 morti al giorno in Italia, ma non è ancora la mortalità che vogliamo registrare. Impensabile portarla a zero fin tanto che il virus si continua a diffondere, ma dobbiamo far calare questa mortalità che, andiamo a vedere nella slide successiva, è la più alta in Europa. Qui vedete il caso della diffusione del virus, è allertata la situazione del Portogallo, ma anche in Giappone la situazione è del tutto analoga a quella del Portogallo, però restando in Europa, verosimilmente, come diceva direttore, questa variante numero 5 della Omicron in Portogallo sta dando i suoi effetti. Come vedete, le altre linee che rappresentano gli altri paesi europei sono su valori molto contenuti. Come vi stavo dicendo, andando alla slide successiva, però c'è un però in Italia, che è quello legato alla mortalità. La curva più in alto, quella a Bordeaux, è quella del Portogallo. Questo conferma che al diffondersi del virus in ogni caso c'è un aumento della mortalità. Fortunatamente non è proporzionale, ma è più bassa rispetto all'esplosione che ha il virus. Il Portogallo, ricordiamo, che è stato uno dei paesi che più velocemente, con una quota più elevata, si è vaccinato, e quindi questo fa sì che la mortalità si possa tenere ancora sotto controllo. L'Italia similmente ha una diffusione del virus analoga a quella degli altri paesi europei, cioè più bassa rispetto al Portogallo, ma con una mortalità più alta. Verosimilmente la situazione dello stato di salute generale della popolazione italiana,
connessa all'età media più alta in Europa ma anche nel mondo del popolo italiano, fa sì che questa mortalità continui ad essere un po' alta. Ah, ecco, quindi c'è questa specificità, diciamo così, italiana, professore. Direi di sì, ritengo che questa possa essere una delle motivazioni maggiori. E questa variante Omicron 5, BA5, ecco, si dice che sia molto più contagiosa, non letale ma più contagiosa. Mi pare sia un po' la terminologia che si è utilizzata nelle ultime ondate per classificare le varianti che man mano si sono susseguite. Quindi stiamo comunque assistendo ad un depotenziamento del virus iniziale. Beh, è un po' un gioco dei ruoli, perché se una variante diventa attenzionata e dopo diventa prevalente, è chiaro che si diffonde di più, ha trovato la chiave migliore per diffondersi maggiormente rispetto a quelle che l'hanno preceduta, altrimenti non sarebbe divenuta tale. Che il virus sia depotenziato, questo lo abbiamo accertato. Che il virus sia innocuo, questo invece è sempre da negare, e quindi è un messaggio importantissimo da dare alla popolazione, perché il virus certamente si è depotenziato, ma l'altissimo tasso di vaccinazione, oggi abbiamo più del 90% della popolazione vaccinata, se poi teniamo in considerazione anche le persone non vaccinate che sono entrate a contatto con il virus, questo ci fa capire che oggi abbiamo un grande ombrello sopra la testa, certo. Però noi dobbiamo fare in modo di scongiurare anche una singola morte legata a questo virus, e quindi non dobbiamo far passare il messaggio che il virus è diventato un virus innocuo. Ecco, qui vediamo i dati che ci siamo detti, quindi la prevalenza in calo, tutte queste frecce verso il basso che ci rincuorano parecchio. Professore, ma io le faccio la solita domanda che ormai le pongo ogni volta: quanto dobbiamo preoccuparci per i prossimi mesi e per l'autunno? Perché è indubbio che poi i conti con il virus e con le sue varianti si fanno soprattutto nei mesi più freddi, perlomeno così abbiamo visto negli ultimi 2 anni e passa ormai. Certo, ecco, dobbiamo ricordare che in luglio e agosto 2021 c'è stata una ripresa del contagio. Questo fa la quadra con i comportamenti estivi. È vero che il caldo ci aiuta, ma ci aiuta anche ad aggregarci di più, e per fortuna, diciamo, da un certo punto di vista. Per cui durante l'estate potremmo vedere un aumento del virus, ma non dovremmo vedere parallelamente un aumento della mortalità così come lo abbiamo visto in passato. È chiaro che stiamo tutti attendendo invece il periodo autunnale, perché ottobre-novembre saranno la cartina di tornasole e ci farà capire se siamo veramente con la situazione più grave alle spalle o se invece dobbiamo tornare ad occuparci di coronavirus. Evidentemente noi abbiamo un punto di forza che è la vaccinazione e un punto di debolezza che sarà passato più tempo dall'ultima vaccinazione, e quindi in settembre-ottobre dovremo essere molto allertati e ogni singolo dovrà porre in atto quei comportamenti in modo preventivo che ci aiutano a scongiurare le catastrofi che abbiamo già incontrato. Vaiolo delle scimmie, eccoci, ritorniamo, anche qui c'è una slide parecchio chiara, professore. Sì, l'avete detto benissimo nei servizi precedenti, questo è un virus, insomma, che conosciamo da parecchio tempo. Chi è nato prima degli anni '80 è stato anche vaccinato, questo vaccino sembra anche funzionare per il virus che abbiamo conosciuto oggi. È chiaro che i numeri sono ancora dei numeri contenuti, ma stiamo vedendo che c'è una certa diffusione. Abbiamo visto che è diffuso in 21 paesi nel mondo, nei 4 continenti, in modo particolare abbiamo visto la nostra Europa, il Nord America, l'Africa, in cui è stato scoperto, insomma, nato questo virus, e l'Australia. È chiaro che noi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, vedremo un aumento
della diffusione di questo virus. Ma come dicevate in precedenza anche voi, questo virus ha una letalità molto contenuta. Bisogna restare molto allertati sui sintomi e andare subito al pronto soccorso, in modo tale poi che anche gli organi competenti riescano a intercettare le linee di contagio e quindi tentare di bloccarle il prima possibile. Il contact tracing, che ovviamente non riguarda soltanto il Covid, evidentemente, come è sempre stato. Ecco, questo è il quadro internazionale che già, professore, ci siamo detti, e veniamo dopo queste importanti rassicurazioni su un'altra questione, la peste suina, che non riguarda direttamente gli umani. Non c'è stato nessun salto di specie, né mi pare sia stato messo in conto, questo per rassicurare tutti, però chiaramente potrebbe essere una pandemia che, se non controllata, può provocare dei danni economici e sociali notevolissimi. Ecco, questo è l'aspetto più importante, nel senso che ci potrebbero essere dei risvolti socio-economici molto importanti per quei paesi che venissero colpiti da questa pandemia. Dite benissimo che attualmente non ci sono segnali del salto di specie, ma bisogna ricordare che è un virus che nel giro di una decina di giorni fa morire gli animali che vengono contagiati. Un aspetto importante da tenere in considerazione, e per chi ha gli allevamenti è una questione ben nota, bisogna operare una sorta di lockdown anche per... Il professore si è frizzato per qualche istante. Eccolo, adesso lo rivedo, professore Guerriero, ci siamo. Ecco, sì, benissimo. No, stavo dicendo che la questione del lockdown è una questione da tenere in considerazione anche per gli animali, quindi il fatto di tenerli circoscritti all'interno dell'allevamento, se non c'è presenza ovviamente di virus, può essere un fattore importantissimo per l'allevamento stesso. Ecco, 156 i casi registrati in Italia, in Liguria, Piemonte e Lazio. L'uomo appunto non è interessato, ma può trasmettere il virus agli animali. Sì, lo può trasmettere e lo trasmette anche molto facilmente, perché se ad esempio un attore venisse in contatto con un animale malato, o ad esempio un cacciatore venisse in contatto con un animale selvatico ammalato durante la battuta di caccia e poi andasse all'interno di un allevamento, nel giro di pochi giorni questo allevamento vedrebbe morti tutti i maiali. Ecco, quindi tra l'altro vedo Vietnam, vaccino con efficacia all'85%, leggo dalla slide, quindi significa che c'è un'efficacia anche elevata del vaccino? Sì, allora intanto il Vietnam ha detto che ha pronto questo vaccino e ci sono 5 pubblicazioni scientifiche al riguardo che avvalorano questa affermazione. Ovviamente adesso c'è il problema, come abbiamo visto per il SARS-CoV-2, della produzione e della distribuzione di questo vaccino, però attualmente affermano di averlo trovato e che abbia un'efficacia dell'85%. È chiaro che questo potrebbe essere un segnale molto positivo per gli allevamenti, così come lo è stato per noi quando è stato registrato il vaccino, o sono stati registrati i vaccini contro SARS-CoV-2. Professore, grazie davvero per tutte queste spiegazioni, come sempre chiarissime. Grazie quindi e buon lavoro a Massimo Guerriero, epidemiologo e biostatistico dell'Università di Verona. E noi andiamo avanti con la cronaca. Vi dicevo dell'operazione che è stata effettuata a Trieste contro lo spaccio di droga, un'operazione davvero mostruosa. Siamo in grado di farvi ascoltare le parole pronunciate poco fa dagli inquirenti a Trieste. Sentiamo.
Procuratore, è un'operazione incredibile che riguarda tanti paesi europei, un maxi sequestri, un duro colpo alla criminalità colombiana e non solo. Sì, un'operazione che dimostra che anche una procura di dimensioni piccole, se è ben coesa e ben organizzata sia nel pensiero sia nell'azione, può raggiungere risultati che sembravano impensabili. E noi, quando è iniziata un anno fa, mai avremmo pensato di arrivare fino a questo punto. Ce l'abbiamo fatta, diciamo che mi sento soddisfatto di come l'ufficio e la polizia giudiziaria abbia corrisposto. Ci sono infiltrati degli agenti altamente preparati proprio per riuscire a prendere contatto con questi criminali, il rischio era altissimo, però si è andato avanti. L'importanza di questa operazione? Allora guardi, l'importanza dell'operazione è capitale, perché insomma parlare di 4 tonnellate e 300 kg di cocaina non è cosa che avviene abitualmente, ma l'importanza maggiore è nel fatto che siamo riusciti ad eseguire 19 consegne controllate, quindi trovando altrettanti corrieri e altrettanti broker disposti a trattare, e non è facile in questi casi. Normalmente anche grandi sequestri avvengono con l'arresto di 1 o 2 persone che sono i primi che si presentano, gli altri, diciamo, candidati acquirenti spariscono perché mangiano la foglia. Qui noi siamo riusciti a tenere il gioco, diciamo, chiamando gioco un'operazione giudiziaria di altissima professionalità, fino alla 19ª consegna. Siete riusciti a guadagnare la fiducia del cartello della droga, per così dire, facendo anche credere che arrivasse come base al porto di Trieste, mentre non era così. Quindi qual è stato il vero ruolo del porto di Trieste, la zona deputata a convincere i criminali che lì sarebbe arrivata la cocaina? Allora, loro stavano cercando un porto tranquillo, non toccato da indagini, e noi abbiamo ideato una fake news. In questa vicenda abbiamo alimentato tante fake news. L'idea del porto di Trieste era una fake news, non un grammo di cocaina è entrato al porto, ma abbiamo fatto credere che così avveniva. Abbiamo controllato e abbiamo truccato la documentazione di copertura di una nave che effettivamente è arrivata al porto di Trieste, facendo credere ai trafficanti colombiani che conteneva la cocaina in un carico di copertura, ma così non è mai accaduto. La cocaina è arrivata in tutt'altro modo. Un'indagine è partita da tempo, però lei ha detto non è ancora finita, anzi ci attendiamo anche arresti in Colombia, ci attendiamo che comunque l'indagine prosegua. Certo, l'indagine prosegue, e non dimentichiamo che ci attendiamo anche le iniziative difensive che da oggi cominceranno. Oggi l'indagine prende forma palese dopo essere stata per poco più di un anno in forma occulta. Da oggi dobbiamo sempre ricordarci che siamo in fase di indagini preliminari, va a conoscenza delle difese tutto quello che abbiamo accumulato, e ci aspettiamo con serenità anche il loro contributo. Quindi cocaina fintamente. Ecco, questa l'intervista che in gergo è stata riversata da Trieste, dai colleghi di Trieste, appena realizzata al procuratore triestino, questa grandissima operazione della DDA, un colpo netto al narcotraffico colombiano. Diciamo che è la notizia con cui aprono i principali quotidiani, non solo locali ma anche nazionali online. Qui possiamo vedere l'home page, per esempio, del Gazzettino.it, colpo al narcotraffico colombiano, la Guardia di Finanza di Trieste sequestra 4,3 tonnellate di cocaina, arrestate 38 persone, un'operazione appunto internazionale che appunto ha colpito pesantemente anche la Colombia e il canale di approvvigionamento. Parliamo per l'appunto di un traffico di circa 240 milioni di euro, davvero una cifra mostruosa che non ricordiamo come cronaca perlomeno recente. Adesso siamo in grado di collegarci, lo vedo pronto e lo saluto, con il nostro Francesco Ratai da Padova. Perché Padova? Perché c'è un'operazione molto importante sul fronte della sicurezza. Buongiorno Francesco, raccontaci tutto. Buongiorno da Prato della Valle, siamo insieme a 2 splendidi esemplari di cavalli della Polizia di Stato, insieme al vicequestore Valeria Pace, che ci racconta perché questa iniziativa. L'iniziativa di far arrivare a Padova la squadra a cavallo della Polizia di Stato nasce per l'esigenza dell'approssimarsi della festa di Sant'Antonio del 13 giugno e saranno qui i nostri cavalieri per 2 settimane fino al 20 giugno. Si alterneranno 2 reparti a cavallo, quello di Torino e quello di Firenze, 4 in tutto i cavalli che arriveranno in città, e pattuglieranno anche il centro e le aree verdi
sardi dei quartieri, quindi anche in periferia, saranno presenti proprio in questo particolare periodo in cui attendiamo l'esito estivo nei luoghi di vacanza, e i parchi in questo momento si popolano di famiglie, di giovani e studenti che hanno finito le scuole. Quindi un servizio in tutta la città, non ristretto a Prato della Valle. Che funzionalità maggiori hanno i poliziotti a cavallo? Loro vigilano il territorio come le squadre la squadra volante, come tutti gli altri reparti del comparto prevenzione. Grazie mille alla dottoressa Pace, a voi la linea. Grazie Francesco per questo racconto. La sicurezza si fa anche così, si fa anche a cavallo, ma siamo in grado di andare adesso nel Trevigiano per un altro collegamento in diretta. Ringrazio dalla regia Tony Esposito e Simone Merlo, perché appunto non è facile gestire tutti questi flussi a Treviso per raccontarvi invece di una cultura di eccellenza, di una cultura che è anche cultura tra passato, presente ma soprattutto futuro. Buongiorno Lucio Zanato. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antena 3, questi sono dei bozzoli, stiamo parlando di bacchi da seta, che è l'argomento della nuova puntata di Agricoltura Veneta. Mi trovo ad Altivole, questo che vedete alle mie spalle è un allevamento, un ex allevamento di conigli che è stato riconvertito proprio all'allevamento di bacchi da seta. Bacchi da seta che sono un po' la storia del nostro territorio, dell'agricoltura del nostro territorio, quindi passato, che in realtà ha un ottimo futuro. E sono con Vendrame Facchin, che è un tecnico, è un volto storico dell'agricoltura della provincia di Treviso. Buongiorno. Perché il bacco da seta ha un futuro ancora più florido del nostro passato? Diciamo, hai accennato la storia, in effetti il bacco da seta è un'attività storica di questo territorio, però al tempo stesso è un'attività innovativa che offre una diverse opportunità per questo tipo di produzione. Il bacco da seta oggi trova collocazione sia nell'ambito della coltivazione della seta, quindi la produzione della seta di altissima qualità, perché la seta italiana è molto ricercata nel mondo, e inoltre in altre attività diverse, altri prodotti diversi che verranno spiegati dal nostro dottorando che abbiamo qui, che sta seguendo questo allevamento. Ecco, intanto diciamo che il bacco da seta tutti pensano che fosse una coltivazione morta, invece ha continuato, c'è addirittura un'associazione che è ancora attiva. Diciamo che il collegamento tra passato e futuro si chiama AIG, Associazione Italiana Gelsi Bachicoltori, e il CREA di Padova, che sta mantenendo questo tipo di attività. Attualmente è l'istituto che ha curato tutta la ricerca per la continuazione della specie dei bacchi da seta che attualmente vediamo in questo allevamento. Ecco Cristian, devi sapere che il bacco da seta serve, oltre che per la seta, anche per la cosmesi, e addirittura viene utilizzato non solo, diciamo così, proprio la seta, cioè il bozzolo, ma viene utilizzata anche la crisalide per mille altre situazioni che adesso racconteremo. Una cosa particolare però di questo bacco da seta e di questa coltivazione è che è molto importante anche lo sviluppo della coltivazione del gelso, perché il gelso ha addirittura una sua filiera. Ecco sì, quello che stavo dicendo, appunto, la foglia del gelso oggi si è riscoperta attualissima perché la crisi dell'Ucraina, la guerra in Ucraina ha fatto mancare le proteine negli allevamenti zootecnici. La foglia essiccata in questo momento ha grandissimo interesse proteitico per l'alimentazione animale e poi è molto usata anche, viene richiesta per la cosmesi e per la farmaceutica, quindi c'è un futuro anche nella gelsicoltura. Ecco, grazie a Vendrame Facchin. Intanto con Nicoletta vi facciamo vedere, questi sono parte dei telaini. Un telaino, pensate, occupa 20.000 bruchi che poi diventano crisalidi, e siamo con Luca Tassoni, che è il ricercatore del CREA e dell'Università di Padova. Buongiorno. Allora, intanto parliamo del futuro, cioè in realtà questo passato dà diverse produzioni per il futuro, cioè il bacco da seta serve per molte cose oggi. Assolutamente sì. La seta, oltre che per andare nel settore tessile, quindi quello degli abiti, può essere utilizzata anche nel settore biomedicale,
per le caratteristiche di biocompatibilità della seta. Quindi viene utilizzato ad esempio in chirurgia oppure viene utilizzato per solo fare delle garze, ad esempio. Quindi a contatto con le ferite? A contatto con le ferite, a contatto con la pelle umana comunque. Ecco, perché serve, diciamo così, la seta, il bacco da seta italiano e non ad esempio quello cinese che costa molto meno? Produrlo in Italia ci dà una garanzia di tracciabilità e del fatto che venga fatto tutto il processo di allevamento venga eseguito con degli standard e da allevatori che sono stati formati, e quindi siamo sicuri della bontà dell'allevamento e del rispetto degli standard anche igienici. Ecco, in questo momento ci sono molte donne che ci stanno ascoltando e hanno sentito parlare di cosmesi. Perché il bacco da seta è così importante per le donne e per la bellezza delle donne? La seta, in particolare i bozzoli, ma anche le proteine estratte dalla seta, in particolare la sericina e fibroina, possono essere utilizzate per creare creme, o il bozzolo in sé può essere utilizzato per fare gli scrub che rendono la pelle più lucente. Insomma, diciamo che è per la bellezza delle donne, come sempre l'economia si muove su queste cose qua, diciamo così. Senta, un'altra cosa importante, il bacco da seta è anche un elemento importante nel controllo del territorio, nel controllo della salubrità del territorio. Sì, il bacco da seta può essere un ottimo bioindicatore, in quanto eventuali inquinamenti del gelsetto, come l'utilizzo di pesticidi o di altri contaminanti, possono avere degli effetti negativi sull'allevamento. Quindi se un allevamento non va come previsto o va male, può essere un indicatore di un ambiente inquinato. Avere un buon allevamento ci dà la garanzia che anche il gelsetto è salubre. Insomma, il gelso messo ad esempio in mezzo ai vitigni e le foglie del gelso portate poi al bacco da seta danno la dimostrazione, se poi il bacco da seta fila o non fila, che i trattamenti sono stati fatti in maniera adeguata. Sì, o che è stato trattato poco, o il regime biologico, che comunque non c'è niente di pericoloso. Insomma, un po' come le api che fanno adesso in mezzo ai vigneti. Sì. Però possiamo dire anche che il bacco da seta è un po' come il maiale, non si butta via niente, giusto? Assolutamente, non si butta via nulla, nemmeno la crisalide, che attualmente può essere utilizzata per l'alimentazione animale sia in forma intera sia come proteina animale processata. Secondo quanto disposto dall'Unione Europea lo scorso anno, può essere infatti utilizzata per l'alimentazione di suini, polli, ma anche pesci. Ecco, ma intanto che vediamo con Nicoletta così questi bruchi che stanno cominciando a filare, che è forse la parte più bella, ma è vero che un domani potrebbe essere anche utilizzato per l'alimentazione umana? Sì, attualmente l'Unione Europea prevede un iter normativo che consente a chi dimostri la salubrità di un certo insetto, in questo caso, di certificarlo come novel food. Quindi, ma perché dà tanta energia? È un'ottima fonte proteica, è ricco di aminoacidi essenziali, ma anche di grassi, ha un 30% di grassi, anche a catena lunga, quindi buoni, diciamo, e di sali minerali. Quindi potrebbe essere considerato quasi un nutraceutico, oltre ad avere molecole che aiutano ad abbassare la glicemia, ad esempio. Ecco, tutto questo viene garantito dal CREA, che ricordiamo è un ente importantissimo nel nostro territorio nella gestione dell'agricoltura. Il CREA gestisce in questo momento tutta la filiera del bacco da seta. Sì, diciamo che dà assistenza ai gelsi bachicoltori, si occupa anche di trovare nuove applicazioni per la seta e per tutti i sottoprodotti della filiera. Ricordiamo che cos'è il CREA per chi non è dell'ambiente. Il CREA è il Consiglio per la ricerca in economia, agricoltura e ambiente, che è nazionale, però la sede di Padova si occupa in particolare del bacco da seta, del mantenimento delle razze di bacco da seta e della formazione ai gelsi bachicoltori. Quindi organizza corsi, mantiene le razze, mantiene il germoplasma, quindi, e poi anche le varie cultivar di gelso, quindi fa un'azione un po' di mantenimento delle razze, un po' di ricerca. Diciamo che questo è un allevamento del passato che ha un ottimo futuro, allora. Assolutamente, speriamo. Grazie. Allora, con questo, se non ci sono domande da studio, restituisco la linea a Cristian. Ottimo e abbondante Lucio, come sempre, grazie per raccontarci queste eccellenze del territorio. Noi continuiamo con la cronaca e l'attualità. Vi porto nel veneziano per una rivoluzione annunciata in ambito sanitario dall'ULSS 3 Serenissima.
Rivoluzione nell'Ustria Serenissima. Nel piano regionale ci sono 24 strutture distribuite in provincia, 12 ospedali di comunità e altrettanti case della comunità. Dei primi alcuni sono già in funzione, altri invece saranno attivati prossimamente. Per le seconde è tutta una novità. L'obiettivo è quello di realizzarle entro la fine del 2026, il termine indicato per l'uso dei fondi del PNRR attraverso cui saranno finanziate con 35 milioni di euro. Per quanto riguarda gli ospedali di comunità, si tratta di luoghi di degenza intermedia, dove il paziente ricoverato non è più un malato acuto, ma non sta ancora così bene da poter tornare a casa. Le case della comunità invece sono una novità. Una sorta di maxi ambulatorio contenente più servizi, che fungeranno da primo punto di riferimento per la popolazione e che dovrebbero essere aperte 24 ore su 24. Andiamo adesso nel Vicentino per parlare di abbattimento delle barriere architettoniche. Anche qui ci sono importanti novità. 24 fermate del trasporto pubblico locale accessibili a tutti. Progetto che rientra in un piano di eliminazione delle barriere architettoniche dell'amministrazione in cui sono stati investiti 350.000 euro, che permetterà a persone con disabilità di accedere con maggiore agio ai mezzi. Adeguamenti che prevedono dal rialzo dei marciapiedi alla pavimentazione tattile per i disabili visivi. In questa fermata in particolare aveva un'altezza rispetto alla carreggiata di 13 cm ed è stata portata a 18 cm. Piccola differenza da 13 e 18, ma fondamentale per garantire, con la premessa che l'autobus sia un autobus con il pianale inclinabile, si chiama cleaning, e quindi quando arriva alla fermata l'autista attiva questo meccanismo per ridurre il dislivello di molti centimetri. E poi esce una pedana manuale in presenza di persona con deambulatore o con una carrozzina, per esempio, per consentire, alzato di 18 cm, altezza del piano inclinato con la pedana, di superare il dislivello mancante con una pendenza inferiore al 6%, quindi molto più facile. Piano di abbattimento delle barriere architettoniche per le prime 19 fermate che ha preso il via a settembre dello scorso anno e proseguirà anche nei prossimi mesi. È in corso infatti la progettazione degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche di altre 9 fermate del trasporto pubblico locale in via Pasubio, in occasione della riqualificazione e messa in sicurezza della strada. Stanno per partire infine i lavori di abbattimento delle barriere in altre 4 fermate in via Legione Antonini e via La Marmora. Così dunque a Vicenza, mentre adesso parliamo di un'importante iniziativa che è stata annunciata ieri sera per la prima volta nei nostri studi da Giampiero Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto, intervistato da Nicola Zanetti. Una scuola per attori, sceneggiatori e tecnici artigiani. Il progetto del Teatro Stabile è da qualche giorno, tra l'altro, ritornato a essere Teatro Nazionale per decisione del Ministero della Cultura, è stato annunciato in questa maniera. Stiamo costruendo una scuola, quindi una proposta per i giovani che vogliono fare gli attori, unica in Italia. E cioè? Idee che mettiamo qui in comune con i nostri 6-7 milioni di ascoltatori. Esatto. Allora, primo, una scuola di attori e registi a Venezia. Secondo, una scuola e un corso importante di sceneggiatura per i teatri, di drammaturgia a Padova. Terzo, una scuola per l'artigianato del teatro a Treviso. Mettere insieme, in fila queste cose in modo tale che il teatro ritorni a essere un luogo vivo, un'impresa viva. Questo progetto quando partirebbe? È in fieri? È sulla carta? Con la Regione del Veneto è già partita, noi abbiamo un rapporto con l'assessore Donazan straordinario. È il tempo di mettere giù un po' di sane fondamenta, io penso ottobre-novembre dovremo annunciare. Quindi ripetiamo. A Venezia attori e registi, a Padova la drammaturgia e a Treviso l'artigianato. Quindi per coprire tutto insomma i settori. L'artigianato vuol dire tante cose, l'artigianato vuol dire anche la tecnologia. Certo. Cioè dobbiamo arrivare a un uomo solo che governi il palcoscenico. Capisci? È una cosa, è una rivoluzione. Quindi a ottobre potrebbe partire questo progetto? Sì, dovrebbe partire. Con insegnanti, quindi con... Sì. Beh, certo, quello c'è già, insomma. Parlavo con Irene Bruck, che è una donna di teatro importante, internazionale, che verrà
certamente a dispensarci il proprio sapere. Così dunque il presidente del Teatro Stabile del Veneto Beltotto ieri sera a Ring con Nicola Zanetti. Sono delle novità importanti, con la cultura si mangia e come, quindi sono notizie importanti da dare. Com'è importante questo aggiornamento? Perché il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia con un proprio decreto ha dichiarato lo stato di crisi in alcuni territori della regione colpiti dal forte maltempo di domenica sera, di cui vi abbiamo dato conto largamente nelle edizioni di ieri. In particolare queste sono le immagini, ringrazio la regia, relative allo scoperchiamento del tetto della scuola Duca d'Aosta di Cortina. La dichiarazione riguarda vari comuni della provincia di Belluno colpiti quindi da queste avversità atmosferiche. Ci sono stati disagi un po' ovunque, 50 gli interventi dei vigili del fuoco nella notte tra la serata di domenica e poi lunedì mattina, localizzati un po' in tutta la provincia, anche nel Feltrino ci sono stati blackout seppure contenuti nella zona di Sospirolo, Cesio Maggiore, e ancora disagi ci sono stati soprattutto nell'Alto Agordino, dove sono stati scoperchiati dei fienili, e appunto c'è questa dichiarazione del presidente Zaia. Tra l'altro pochi istanti fa è arrivata anche una nota di impegno sul maltempo nel bellunese da parte del ministro per i rapporti con il Parlamento, il bellunese Federico D'Inca. Quindi questa è la situazione sul fronte del maltempo, quando, ve lo ricordo, c'è un'allerta gialla ancora in corso, una nuova ondata di maltempo che sta interessando la regione del Veneto, soprattutto la fascia pedemontana, come sempre accade ultimamente. Lo stato di attenzione è allargato anche per i bacini Alto Piave, Piave Pedemontano, Basso Piave Sile, bacino Scolante in Laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento. Ovviamente tutti gli aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni. Tanti temi che abbiamo affrontato, ritorneremo sulla questione delle baby gang. Vi ho detto che sono stati emessi 9 DASPO da parte del questore di Treviso nei confronti dei minorenni che qualche settimana fa si sono resi protagonisti di una maxi rissa a Lancenigo di Villorba in stazione. E poi ritorneremo sui fatti di Jesolo, fra qualche istante ci sarà il Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza. Insomma, i temi sono tantissimi, e poi ne abbiamo parlato abbondantemente. Il vaiolo delle scimmie, questo caso che si è registrato in azienda ospedaliera a Padova, c'è un uomo ricoverato, si tratta di un giovane medico. Direi che per il momento è tutto, lascerei la linea alla collega Alice Montagnier con Raffaele Pesavento, che è direttore della medicina generale dell'ospedale di Montebelluna, per parlare degli effetti del long Covid. Per il momento vediamo insieme le previsioni del tempo. Saluto e ringrazio Simone Merlo e Tony Esposito dalla regia. Grazie davvero per l'attenzione. Buon proseguimento. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Tre Baseleghe. Benvenuti al meteo. L'alta pressione africana cede parzialmente e questo causerà un aumento dell'instabilità sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di martedì 7 giugno. Sul Veneto al mattino alternanza di nuvole e rasserenamenti, con il passare delle ore precipitazioni sparse e intermittenti che si verificheranno in vari momenti e che entro fine giornata avranno interessato un po' tutte le zone a più riprese. Temperature stazionarie o al massimo in lieve e locale calo, minime tra 15 e 18 gradi, massime comprese invece tra i 26 e i 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui la giornata sarà caratterizzata da un'evoluzione incerta. Buono inizialmente, a seguire cielo nuvoloso con qualche temporale che potrebbe essere anche di forte intensità. Temperature minime sui 16-20 gradi, massime sui 27-30 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità. Lo vedete, tempo perturbato con frequente instabilità già in mattinata, fenomeni anche forti nel pomeriggio.
Temperature minime intorno ai 16 gradi, massime infine sui 26 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Tre Baseleghe. Ben ritrovati in diretta, puntata dedicata all'ULSS 2 Marca Trevigiana. Parliamo di long Covid e di come gestire le problematiche post-coronavirus. Lo faremo in compagnia del mio ospite che vi presento subito. Ho il piacere di avere in studio il dottor Raffaele Pesavento, direttore dell'unità operativa complessa di medicina generale all'ospedale di Montebelluna. Ben trovato, dottore. Buongiorno a voi e ai telespettatori. Allora, che cosa si intende per long Covid? Entriamo subito nel dettaglio di questo argomento di oggi. Allora, ci ricordiamo dalla prima ondata di Covid, che ormai data qualche anno in realtà, si era osservato che alcuni pazienti persistevano in una serie di disturbi, continuavano ad avere una serie di disturbi che si prolungavano nel tempo. Alcuni di questi poi guarivano effettivamente e miglioravano fino alla normalizzazione, e in altri invece questi disturbi continuavano a persistere o ad aggravarsi. Nel tempo abbiamo anche osservato che alcuni pazienti apparentemente guariti, senza disturbi per un certo periodo, dopo aver avuto un'infezione Covid, iniziavano a sviluppare una serie di disturbi che alla fine li portavano all'attenzione del medico. Disturbi che alla fine risultavano correlati alla infezione da Covid, con un certo grado di probabilità, in realtà poi di questo, se volete, ne parleremo. E quindi si è iniziato a coniare questo termine, che in realtà è un termine che viene dal basso, perché long Covid è un qualcosa che viene proprio dai pazienti, d'accordo? Le descrizioni che si fanno in realtà nella comunità medica e scientifica sono un po' più articolate, ed è importante anche, secondo me, distinguere bene, perché il long Covid è io lo considererei un contenitore nel quale c'è, tanta roba, ed è importante anche per i pazienti capire bene di cosa stiamo parlando. Ci sono i pazienti che hanno avuto una forma grave durante l'ospedalizzazione, ci sono pazienti che hanno dovuto andare in terapia intensiva per un lungo periodo e che hanno necessità di un lungo periodo di cure dopo l'uscita dalla terapia intensiva, perché hanno sviluppato delle sindromi che sono legate proprio alla prolungata durata, oltre che alla gravità ovviamente della polmonite da Covid o delle forme più severe. Esiste poi un gruppo di persone che sviluppano questi sintomi o hanno la persistenza di questi sintomi oltre un certo periodo. Quale? Ecco, allora in qualche modo si è fatto un po' di pulizia su questo e si è deciso che sostanzialmente fino a 4 settimane dopo un'infezione i sintomi sono da considerare legati all'episodio proprio dell'infezione. Quindi gli strascichi, insomma, dell'infezione. Esatto, come altre malattie virali, come altre malattie infettive, c'è un tempo per guarire, c'è un tempo per migliorare, per ritornare alla vita attiva. Dopo le 4 settimane entriamo in un'area un po' grigia che possiamo chiamare già long Covid, ma dove sappiamo che per fortuna una parte consistente dei pazienti comunque tornerà ad una normalizzazione, ma in un tempo più lungo, che più o meno va appunto tra le 4 e le 12 settimane, tra un mese e 3 mesi. E dopodiché c'è invece una quota di pazienti più piccola, ma non purtroppo così piccola come tutti spereremmo, che hanno una persistenza di disturbi o un aggravamento dei disturbi o la comparsa di nuovi disturbi che data e che dura oltre i 3 mesi. Generalmente si ritiene che si possa parlare in questo caso di sindrome post-Covid,
quando i sintomi durano da più di 2 mesi, sono insorti oppure persistono oltre le 4 settimane ovviamente, come abbiamo detto, e sforano i 3 mesi. Ecco, a quel punto si entra in una nuova condizione che si sta studiando molto tra l'altro in questo periodo, che è appunto la sindrome post-Covid e che può durare fino a un tempo che noi in realtà non sappiamo. Quindi sostanzialmente fino ai 12 mesi, fino ai 12 settimane, mi scusi, dalla negativizzazione è considerato long Covid, oltre le 12 settimane post-Covid. Diciamo che è un long Covid, è un modo anche accettato dai pazienti, no? Per intenderci, che contempla tutto questo. Però è bene anche per i pazienti sapere che tutto il long Covid non è un colore solo, sono più colori. Ci sono pazienti così, ci sono quei pazienti che appunto quando a 3 mesi a un certo punto chiudono e stanno bene, e poi ci sono questi pazienti invece che hanno sintomi persistenti per mesi. Senta, è un fenomeno, se così potremmo chiamarlo, che si è notato, studiato, approfondito già dalla prima ondata, dalla prima pandemia, insomma, che abbiamo attraversato, quindi da subito, insomma, si è osservato questo fenomeno? Certo, le prime osservazioni sono iniziate nelle settimane successive alla prima ondata. Molto lavoro è stato fatto soprattutto durante la seconda ondata, che è stata a quel punto un'ondata dove avevamo imparato qualcosa in più, e queste osservazioni si sono tramutate in veri e propri studi, d'accordo, ricerche molto ampie anche in tutto il mondo, che hanno consentito di delineare in qualche modo la presenza di questo fenomeno, con un impatto tra l'altro abbastanza importante anche in termini numerici. Certo, ne parliamo tra pochissimo. Intanto ricordo il numero ai nostri telespettatori per poter intervenire, ed è lo 0422 1628 332, e aspettiamo come sempre le vostre telefonate, le vostre domande alle quali insomma il dottor Pesavento risponderà. La dimensione del problema long Covid, qual è la sua reale frequenza, dottore? Allora, anche su questo c'è da dire qualcosa, proprio perché, come sempre accade quando ci sono fenomeni nuovi e iniziano una serie di ricerche anche molto estese, c'è una specie di curva, come si può dire, di entusiasmo, no? Nel quale si cerca di raccogliere tutti i dati. Molto spesso i pazienti sono stati intervistati nel loro periodo post, diciamo, dimissione, eccetera, eccetera, e sono usciti dei numeri che all'inizio sembravano assolutamente estremamente impattanti. Consideri che di questo long Covid sono stati segnalati almeno 200 sintomi potenzialmente correlabili a questa condizione, e in alcuni casi non sono state trovate prevalenze, cioè vuol dire la frequenza con la quale i pazienti riferivano questi disturbi arrivava fino al 40, 50, 60%, numeri pazzeschi. Con l'avanzamento della conoscenza ovviamente e l'avanzamento di studi più rigorosi, anche se ancora adesso sono limitati in termini di rigore scientifico pieno, questo è dovuto proprio al fatto che il fenomeno è nuovo, quindi abbiamo necessità di consolidare questi dati. I numeri sono diventati un po' più ridotti e adesso noi più o meno siamo abbastanza concordi come comunità medica e scientifica internazionale a individuare una prevalenza, cioè una comparsa, una frequenza di questa condizione fra il 10 e il 20% dei pazienti che hanno sofferto di un'infezione da Covid, e io direi anche, mi sposterei un po' più verso il 10% per quanto riguarda almeno le forme più serie. Mentre ovviamente, e questo lo dico perché c'è una specie di confondimento fra, le dicevo, quest'area grigia delle 4-12 settimane nelle quali ci sono tutta una serie di disturbi che però tendono poi a un certo punto a passare. Ecco, mentre il 10% dei pazienti sfortunatamente sviluppa poi una condizione o ha la persistenza di una condizione che merita l'attenzione del medico. Ecco, abbiamo una prima telefonata in studio, sentiamo che cosa ci vogliono dire da casa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Sì, buongiorno, sono Luca da Venezia. Buongiorno, Luca, se ho capito bene? Enzo, ci dica pure. Sì, volevo chiedere cortesemente, io dopo 2 o 3 settimane che ho fatto il vaccino sul braccio destro
in quanto in sinistro avevo dei problemi per conto mio, ho rilevato un dolore persistente all'articolazione proprio, diciamo, della spalla, omero con spalla, e che si estendeva fino quasi alla mano. Poi, parlando con degli amici e con degli altri conoscenti, anche loro mi hanno detto addirittura qualcuno aveva dei problemi seri ad articolare anche le dita della mano e l'intero braccio, dolore che poi persisteva anche di notte. Adesso, dopo ormai sono passati 5-6 mesi, sta lentamente scemando. Avevo sentito parlare di sindrome del braccio freddo da un medico in televisione, non so se si riferiva a questo fenomeno. La ringrazio, buona giornata. Grazie Enzo per la sua telefonata. In realtà, insomma, la vaccinazione in qualche modo c'entra anche nell'argomento di cui parliamo quest'oggi. Che cosa possiamo rispondere al telespettatore? Sì, ma diciamo che adesso questo non può essere classificato ovviamente come un fenomeno, diciamo, long Covid, perché la vaccinazione in questo senso non certo, produce ovviamente un'infezione, d'accordo? Sono state fatte delle osservazioni sul fatto che alcune vaccinazioni possono aver stimolato una risposta infiammatoria più esuberante in alcuni soggetti verso altri soggetti. Questo naturalmente non è neppure patrimonio del vaccino, di questo tipo di vaccini, perché è stato osservato anche con altre vaccinazioni, d'accordo? E quindi si può dire che esistono alcune, diciamo, reazioni legate all'attività, all'inoculazione del vaccino, generalmente autolimitanti, insomma, e che possono perdurare anche per un certo periodo. Chiare evidenze sul fatto che questi vaccini possano dare una risposta infiammatoria importante, prolungata, sono piuttosto scarse. Certo è che è stato visto che in alcuni casi con i vaccini a mRNA queste reazioni sono in qualche modo state effettivamente osservate. Ci sono stati anche degli stati irritativi miocardici, pericardici, d'accordo, autolimitanti per fortuna nella maggior parte dei casi, e diciamo con una guarigione abbastanza rapida. Consigliamo al telespettatore, naturalmente, per curare questi disturbi, ecco, di rivolgersi naturalmente al medico di medicina generale, insomma uno specialista, di confrontarsi, ecco, con il medico. Abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea? Non ce l'abbiamo, perfetto, ok. Allora, lei parlava di un 10% poco fa, no? Di persone, insomma, che sono affette da long Covid. Chi colpisce? Chi viene colpito in particolare? Certamente. Questa è una domanda interessante, perché stiamo ancora cercando di orientarci per capirlo bene, perché questo è estremamente importante. Ed è importante per quale motivo, peraltro? Oltre ovviamente a voler identificare i pazienti che possono meritare di un'attenzione, ma è proprio per i numeri assoluti che ci sono, perché se lei pensa al 10%, ma lo proietta su 26 milioni di pazienti in Italia o di soggetti che hanno avuto un contatto con l'infezione Covid, lei si può rendere conto di come possono essere impattanti questi numeri comunque. Sicuramente l'ospedalizzazione è stato osservato essere un fattore, diciamo, in qualche modo associato al successivo sviluppo di un long Covid. Cioè chi ha avuto il Covid in maniera severa? In forma più grave, certo. No? Chi ha avuto il Covid in forma più grave sembra essere esposto a un maggior rischio di sviluppare strascichi. Anche qua bisogna stare attenti, perché secondo me è necessario fare delle distinzioni un pochino più precise. È chiaro che chi ha avuto una forma grave di infezione da Covid può avere un danno tissutale talmente importante che gli strascichi sono sostanzialmente legati al fatto che c'è stato un danno acuto e persistente, financo permanente, dei tessuti. Altra cosa è chi sviluppa questo fenomeno nuovo che sembra avere una base diversa, non è ancora chiaro quale sia. C'è chi ipotizza una forma ad aumentata attività immunologica che insorge in un secondo tempo, d'accordo? Ecco, e questi sono più, diciamo, i soggetti che attenzioniamo in questo momento. L'età
l'età più avanzata è stato associato ad un maggior sviluppo di fenomeni long Covid, soprattutto pazienti anziani, pazienti fragili. Sembra esserci una prevalenza del sesso femminile. Le donne sembrano avere un maggior rischio di sviluppare un long Covid, però attenzione, perché su questo c'è un punto importante, perché si è scoperto, anche se probabilmente le cose stanno così, ma si è scoperto che nei primi studi chi rispondeva ai questionari più frequentemente erano le donne. E quindi, pur avendo dei sistemi per bilanciare poi questo, che è chiaramente un problema di interpretazione, qualche piccola prudenza ci vuole. Le donne sembrano tra l'altro sviluppare più quelle forme neurocognitive, andare verso quelle forme lì, o reumatologiche. I maschi sembrano più a rischio di sviluppare le forme, per esempio, di coinvolgimento cardiovascolare, respiratorio. Certo. Però c'è un punto importantissimo, attenzione, perché è tutto vero questo osservato, ma i giovani non sono esentati. Ecco, non sono esentati. Ecco, questo è un aspetto fondamentale, ne parliamo tra pochissimo, sentiamo prima la telefonata da casa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Sì, pronto? Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno, Casagrande, Maria da Vittorio Veneto. Buongiorno Maria, ci dica. Non è tanto un discorso di disturbi da long Covid, ma torno sul discorso che ha detto il signore prima. Io dopo il vaccino, braccio sinistro, ho avuto da ottobre che combatto, comincio a star meglio adesso, una capsulite adesiva, quindi blocco della spalla, eccetera. E ho seguito appunto con attenzione, perché io il dubbio l'avevo avuto, ma sa, in questo periodo abbiamo avuto tanti dubbi su tante cose. E quindi vediamo, insomma, mi è venuto questo dubbio sentendo... Certo, insomma, la sua non è l'unica esperienza. Grazie Maria. Prego, dottore. Deve essere molto chiaro questo. L'evidenza che ci siano delle reazioni vaccinali di questo tipo in realtà è estremamente rassicurante. Cioè, tendenzialmente il rapporto fra vaccini e effetti collaterali di questo tipo non è sostanzialmente confermata. Possono esserci una serie di effetti collaterali che sono noti e, ribadisco, comuni a molti vaccini e che hanno a che fare con l'inoculazione, hanno a che fare con gli eccipienti che possono essere all'interno dei vaccini, eccetera, eccetera. È chiaro che c'è un fenomeno che è stato molto sopravvalutato, secondo me, ed è il fatto che a volte c'è una coincidenza fra la somministrazione del vaccino e la comparsa di una patologia che comunque sarebbe dovuta saltare fuori. È chiaro che il paziente, lo farei anch'io, nel momento in cui io correlo fra il fatto che mi sono fatto qualcosa di nuovo e sviluppo dei disturbi, è di tutta evidenza che tendo a mettere in correlazione questa cosa, ed è ragionevole, voglio dire, lo farei anch'io. Ecco, però la verità è che soprattutto per i vaccini a mRNA, d'accordo, questi dati sono estremamente rassicuranti. Certo, l'abbiamo ribadito. Altra telefonata da casa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Sono Mario Sartori da Castello di Vodego. Buongiorno, ci dica pure. Buongiorno. Allora, io è dal 9 di dicembre che mi sono fatto la terza dose e la notte del 9 al 10 ho avuto di quei dolori pazzeschi alle gambe e sono ancora a sopportarli. Ho fatto 17 giorni in ospedale a Castelfranco, mi hanno risolto il problema. Ho il bruciore sotto i piedi che non riesco a dormire di notte e le gambe fino al ginocchio sempre come fredde e dure, che ho tutti i nervi tesi. Ho diminuito di 22 kg. Per la sua telefonata, grazie davvero, in bocca al lupo per la sua guarigione. Ecco, anche questa è un'altra
un'altra esperienza, un'altra testimonianza, no? Certo. Adesso, naturalmente, con quadri di questo tipo è molto importante capire se diciamo sottostante c'è una patologia, insomma. Chiaro, quindi probabilmente non è con un quadro del semplice dare genere una risposta con le poche informazioni naturalmente che abbiamo a disposizione. Una neuropatia è sicuramente importante, che va capita fino in fondo e approfondita. E dopodiché, ripeto e ribadisco, sempre con diciamo onestà intellettuale, voglio dire, deve essere ben chiaro. Si prende atto di quello che ci dicono poi i pazienti. Certo. E della relazione che hanno con, per esempio, la somministrazione del vaccino o di altro, e il fatto che poi si sviluppano dei disturbi, sempre con grande onestà intellettuale, cioè senza sottovalutare quello che loro dicono. Ecco, però è necessario approfondire bene, perché ribadisco... Chiaramente, giuste anche insomma, queste precisazioni e aver ascoltato le domande che ci arrivano da casa. Parliamo però di long Covid. Abbiamo detto che anche i giovani possono essere colpiti e le percentuali che emergono dalle statistiche insomma, non sono per nulla indifferenti. Ecco. Assolutamente. C'è... Allora, primo, è vero che l'età avanzata è un maggior fattore di rischio, ma è talmente alto il numero di pazienti che hanno diciamo, avuto l'infezione da Covid che non vengono risparmiate le età più giovani. Inoltre, per quanto riguarda le età più giovani, c'è un altro fatto interessante. Molto spesso queste infezioni decorrono asintomatiche o paucisintomatiche, nel senso che i giovani tendenzialmente hanno più facilità a non prendere contatto con le strutture, perché in fondo l'infezione per loro nella parte iniziale molto spesso è banale. Talmente banale che noi abbiamo dei pazienti che sviluppano quadri simili o che noi riteniamo compatibili con long Covid e nei quali non abbiamo neppure diciamo, la dimostrazione palese che ci sia stata l'infezione da Covid, perché l'hanno avuta in modo asintomatico, non hanno avuto i tracciamenti, ma sviluppano lo stesso questo fenomeno reattivo diciamo dilazionato nel tempo. E questo è un problema grosso, perché se noi pensiamo ci sono due grandi scenari, ma per esempio lo scenario neurocognitivo, lo scenario della sindrome da fatica cronica, questa debolezza estrema che i pazienti hanno, associata a volte a questo disturbo neurologico che compare, che è abbastanza tipico di alcune forme di long Covid, che è appunto questa che viene definita in inglese la cerebral fog, cioè la nebbia cerebrale, che è un disturbo vero e proprio di difficoltà di concentrazione, difficoltà a agire, uno stato veramente tenebrante che lascia il paziente senza forze, con uno stato di confusione, un'ansia crescente che poi sfocia nella depressione molto spesso e che soprattutto non fa andare a lavorare il paziente giovane smette di lavorare. Negli Stati Uniti l'impatto di questo è stato molto importante e le giornate perse di lavoro sono state tantissime, certo, proprio perché è debilitante. Tantissimi spunti e anche sono moltissime le manifestazioni. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Niente, non abbiamo più nessuno. No, io ci sono però. Buongiorno signora, buongiorno, ci dica pure. Ho dato già i dati lì. Prego signora, è in diretta, ci dica pure. Io sono Laura Milani. Buongiorno, dica. Parlo dalla provincia di Rovigo. Prego. Io volevo far presente che a gennaio ho fatto la terza dose. E dopo 3-4 giorni ho cominciato a star male, mal di testa, male alle gambe, male sotto i piedi, come quel signore che ha parlato prima, quelli precedenti a me. Allora a questo punto stanchezza cronica, proprio da non riuscire, io sono sempre a letto e gli ho fatto presente che io ho avuto un'epatite e che non dovevo fare sto vaccino. Allora ho detto, ma sa signora, ha fatto gli altri 2, adesso questo qua, mi sono lasciata influenzare e avevo paura a non farlo, però l'ho fatto ed ho sbagliato sicuramente, però
di fronte a queste cose il medico di base dovrebbe tenere presente delle persone che hanno queste situazioni, o no? Sicuramente lo avrà fatto, signora, perché insomma il medico di medicina generale è certamente il medico che ci conosce di più, no? E che quindi conosce meglio le nostre situazioni. Grazie per la sua testimonianza intanto, signora. Parliamo di long Covid, abbiamo già elencato qualche sintomatologia, ma quali sono le principali manifestazioni? Abbiamo detto una stanchezza, una sensazione di nebbia cognitiva, di confusione mentale viene anche spesso definita. Quali altre manifestazioni può avere? Allora, può esserci, molti pazienti ci riferiscono di avere, o riusciamo a oggettivare, che hanno febbri persistenti, artralgie, mialgie, cioè dolori muscolari, d'accordo, e dolori ossei, spesso dolori toracici. Sui dolori toracici, tra l'altro, è ovvio che c'è anche molta attenzione, perché si pensa sempre che si viene, diciamo, coinvolto il cuore, poi bisogna andare dal cardiologo, come dire. Ecco, molto spesso questi dolori in realtà sono dolori nevritici, sono dolori legati, diciamo, ai tessuti superficiali della cassa toracica. Però è importante che qualcuno faccia questa distinzione, assolutamente importante. Esistono poi disturbi neurocognitivi, come si era detto prima, che sono rappresentati nel modo più clamoroso proprio da questa nebbia cerebrale, cioè dal fatto che i pazienti hanno veri e propri deficit di attenzione, difficoltà di concentrazione, e su questo si possono innescare o sono associati, soprattutto per i pazienti più anziani, fenomeni di demenza, fenomeni deliranti. C'è una sindrome da questa astenia profondissima che ti lascia senza capacità di muovere. La difficoltà respiratoria è molto frequente, associata o meno, ma è altrettanto frequente la tosse, e sono altri sintomi diciamo che si riscontrano spesso in questi pazienti. Da casa ci chiedono se anche la riduzione dell'appetito potrebbe essere un sintomo del long Covid, quindi questa mancanza, insomma, di appetito. Sì, la risposta è sì, e può dipendere da due in realtà coinvolgimenti dal punto di vista degli organi. Uno è che fa parte di questa sindrome della, diciamo, astenica, di debolezza importante, in cui si associa anche l'inappetenza. A volte possono esserci veri e propri coinvolgimenti del sistema gastrointestinale, per cui si può avere difficoltà ad alimentarsi, appunto mancanza di appetito, ma anche nausea, vomito, dolori addominali. Quindi certamente sì, possono esserci, e molti diversi pazienti hanno rappresentato la comparsa di disturbi della cute, che vanno da rash cutanei a forme tipo similgeloni fino a perdita di capelli. Quindi uno spettro molto ampio. Estremamente ampio, estremamente ampio. Telefonata da casa. Pronto, buongiorno, chi abbiamo in linea? Pronto? Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Mi chiamo Stan Maria Tecla. Buongiorno signora, dica pure. Io volevo parlare per conto di mio figlio. Prego. Mio figlio ha fatto il vaccino anti-influenzale nel 2019. C'era già il Covid praticamente. E me l'ha buttato in sedia a rotelle. Questo volevo chiedere. Come mai un vaccino anti-influenzale può fare questi effetti, insomma. Grazie per la sua telefonata. È chiaro, signora, che non possiamo darle una risposta non conoscendo la situazione del figlio, insomma. Poi insomma, l'abbiamo spiegato, dottore, è molto complicato, no? Con le poche informazioni che ci danno, no? Insomma, sì. Ci dispiace chiaramente, ma insomma è anche difficile poter spiegare se può essere collegato oppure no. Nel singolo caso ovviamente bisogna appunto approfondire il singolo caso, e non è questa la sede per farlo. Però insomma parliamoci chiaramente, in generale per tutti i vaccini, adesso senza voler entrare nel merito di una questione che poi non ci riguarda, in questo momento stiamo parlando di long Covid eccetera, però che ci siano delle reazioni ai vaccini
vaccini, queste sono documentate in letteratura, d'accordo? E alcune volte possono esserci delle reazioni anche serie, ma il numero di queste, diciamo, reazioni, commisurato ai benefici che i vaccini danno in generale, ha portato sostanzialmente le autorità sanitarie sempre ad approvare diciamo, l'uso di questi vaccini. Adesso non parliamo del Covid, qua si parla in generale, d'accordo? Quindi il concetto di terapia vaccinale è un concetto che vale nel momento in cui il gioco deve sempre valere la candela, c'è poco da fare, ma questo anche le autorità regolatorie sono attentissime fino allo spasmo nel cercare di capire quanto questi dati che esistono sono rari e quindi consentono di poter autorizzare queste pratiche, insomma. Tornando al long Covid, ci chiedono se anche delle perdite di memoria, insomma, possono essere un po' riconducibili ai sintomi del long Covid. Ci dicono, mi sembra di essere invecchiato tutto d'un tratto. No, assolutamente sì, è quello che ci dicono molti pazienti e fa parte esattamente di questi grandi scenari che abbiamo visto nel long Covid, questi disturbi neurocognitivi in cui le perdite di memoria a volte può essere associata alla più generale sindrome, come dire, da affaticamento, da debolezza, ma in realtà possono essere anche, diciamo, la spia di un fenomeno di decadimento cognitivo che può sfociare nella demenza. È una questione estremamente delicata perché ancora si sta cercando di capire e di imparare quali sono veramente, diciamo, i fenomeni più importanti dal punto di vista clinico, ma certamente questo è un dato che è riscontrato, è stato registrato. Ecco, la notizia, diciamo, in qualche modo rassicurante, se vogliamo, è che è stato anche osservato che pur in un tempo molto lungo, adesso abbiamo un'osservazione che arriva a circa due anni per alcuni pazienti, eccetera, questi disturbi per molti di questi pazienti poi regrediscono o da soli o attraverso dei trattamenti. Ecco, poi li vedremo. Ci chiedono anche se chi ha avuto il Covid ha un rischio più alto rispetto a chi non ha contratto la malattia di sviluppare il diabete. È vero? Ci sono in realtà, delle ricerche in merito? Si sta studiando molto su questo e altri argomenti. Attualmente le evidenze ci dicono che questo è vero, cioè il fatto di aver avuto un'infezione da Covid aumenta di circa 30-40% secondo i vari studi il rischio di sviluppare un diabete. Dopo, ovviamente, c'è una questione anche qui che va chiarita. Questo non vale solo per infezione da Covid, l'abbiamo osservato anche con altre malattie, uso di alcuni farmaci, eccetera, che poi si sono associati allo sviluppo di diabete. Cioè sviluppo di diabete ex novo o slatentizzazione di una forma prediabetica o di un diabete iniziale che non sarebbe venuto fuori così presto se non ci fosse stato questo, diciamo, fattore accelerante. Ecco, su questo si sta ancora lavorando molto per capirlo. E si sta ancora studiando. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno, che abbiamo in linea. Sì, buongiorno a voi, mi chiamo Melania. Buongiorno, ci dica pure. Buongiorno. Allora, io vorrei raccontare brevemente la mia avventura, diciamo così. Prego. Allora, ed avere soprattutto un consiglio dal dottore. Io ho fatto il vaccino Pfizer a dicembre e dopo una settimana ho cominciato ad avere una serie di disturbi che il dottore poco fa stava elencando, ovvero una forte ansia, difficoltà a dormire, un profondo senso di sconforto. Scusi, sono un po' emozionata. Non si preoccupi, Melania, prego. E una serie di disturbi, balbettio, vuoti di memoria e un forte bruciore alla testa. Io vorrei chiedere al dottore, secondo lei è possibile che io abbia sviluppato la malattia in questa circostanza? E la mia seconda domanda è, dopo questo evento io mi sono recata in vari hub vaccinali e per chiedere consiglio e soprattutto per avere l'esenzione. Mi è stato detto che non era possibile perché la mia era solo un po' di ansia. E, tra l'altro mi sto ancora curando perché sempre che
ho delle notevoli difficoltà. Tra l'altro sono stata a casa 3 mesi da lavoro, quindi non è proprio una cosa da poco, e vorrei capire come posso tutelarmi e soprattutto avere l'esenzione. E come sta adesso Melania? Guardi, mi sto ancora curando perché io assolutamente prima non avevo questi problemi e è una cosa abbastanza seria. Grazie per la sua chiamata. Dottor Pesavento, cosa possiamo rispondere? Grazie a lei. Allora, sulla correlazione delle cause ci siamo già ripetuti più volte, d'accordo, e come diceva la stessa signora non è escluso, perché quello che mi dice in realtà, adesso detta fra di noi, fa pensare anche a un long Covid, e noi sappiamo che alcuni pazienti sviluppano la malattia, non sono tracciati, per cui a un certo punto quando vengono testati il tampone è negativo. Sia ben chiaro, perché il tampone si negativizza a un certo punto, ma può esserci stato un momento in cui il Covid è stato in realtà preso. Non si può dimostrare, e ovviamente in questi casi poi non è dimostrabile, però sicuramente fa emergere questo pensiero, d'accordo? Poi i rapporti col vaccino, che i vaccini, ripeto, mRNA possono dare sindromi infiammatorie, di solito autolimitanti, insomma questo è stato osservato raramente, però è difficile fare una correlazione proprio perché i dati in realtà in letteratura ci mostrano sostanzialmente che non c'è una questione relativa a questo in modo importante. Certamente per la signora però io credo che in ogni caso sia estremamente importante che si rivolga in realtà a un centro specialistico di riferimento, d'accordo, che gestisca proprio questo tipo di disturbi che sembrano veramente associati molti long Covid sono così in realtà, d'accordo? Quindi veramente ci si chiede cosa possa essere successo prima, ma indipendentemente da quello, considerando la serietà con la quale descrive questi disturbi, questi non vanno assolutamente sottovalutati. Non so se la signora sta già seguendo percorsi di riabilitazione neurocognitiva, esistono questi programmi che devono essere però, quindi bisogna che lei si contatti il suo medico, ovviamente adesso probabilmente sta già facendo delle cose importanti. Ci sembrava di capire di sì. Esatto, per cui probabilmente è già seguita, perché bisogna inquadrare bene intanto la natura di questi disturbi, certo, anche con dei test di immagine radiologica importante, dopodiché su questo costruire un progetto. Certo, quantomeno che venga fatta una valutazione clinica completa. Ci fermiamo per una breve pausa di pubblicità, torniamo a parlarne tra pochissimo. Rieccoci in diretta sempre per parlare di long Covid e di come gestire tutte quelle problematiche, quello spettro di sintomi che abbiamo elencato nel corso di questa trasmissione che possono insorgere dopo l'infezione da coronavirus. Sono sintomatologie, dottore, che abbiamo detto influiscono comunque con un certo peso nella qualità della vita delle persone. Allora come ci si deve comportare quando si ha il sospetto che quei sintomi che sentiamo possano essere una sindrome post-Covid? Certo, allora io credo e molti credono, perché quello che si raccomanda attualmente è che il primo contatto debba essere col proprio medico di fiducia, il proprio medico di famiglia, medico di medicina generale, con il quale affrontare questa questione, perché da lì possono scaturire innanzitutto la necessità di fare una diagnosi differenziale, intendo dire di capire se veramente quei disturbi sono dovuti e sono correlati all'infezione da Covid o sono dovuti ad altre malattie che possono dare gli stessi disturbi. Ma è così difficile da diagnosticare la sindrome long Covid? Allora bisogna tenere presente che in questo momento la diagnosi di long Covid è sostanzialmente una diagnosi di esclusione, cioè bisogna valutare l'assenza di altre malattie correlabili con quei disturbi e solo in assenza di queste e tendenzialmente con la certezza o comunque con l'informazione che c'è stato un contatto con l'infezione da Covid si può formulare la diagnosi o sospettare la diagnosi di sindrome post-Covid, long Covid, eccetera, quello come vogliamo definirla. D'accordo? Quindi è molto importante questo percorso, è molto importante anche per evitare un sovraccarico inappropriato ed inopportuno e anche non scevro da rischi per gli stessi pazienti delle strutture sanitarie.
Perché se si comincia a fare la corsa allo specialista con una sindrome come questa, va a finire che se ne devono vedere 10. Ma senza un coordinamento, senza una correlazione chiara, senza un progetto, d'accordo, si rischia di non andare da nessuna parte. Quindi è molto importante il primo contatto col medico di famiglia, che valuterà se esistono condizioni altre e che quindi farà la diagnosi e proporrà i percorsi per la diagnosi, o se si tratta di fenomeni long Covid, e anche interpretando i tempi, che sono estremamente importanti. Per far questo ci sono attualmente una serie di strumenti di aiuto e di supporto, sono dei questionari che sono in grado di valutare soprattutto i grandi scenari clinici, che sono la sindrome appunto da astenia profonda, il cosiddetto le sindromi tipo stress post-traumatico, la nebbia cerebrale, appunto i disturbi neurocognitivi e altro, e sono in grado rapidamente di definire se il problema c'è o non c'è. Questo anche perché nel momento in cui il problema c'è, il medico di famiglia può essere in grado di valutare intanto se sono presenti condizioni che mettono a rischio rapidamente la salute del paziente e necessitano di un contatto rapido con le strutture di secondo livello, intendo dire gli specialisti, e su questo poi se vuole parliamo un attimo di cosa si dovrebbe o cosa si sta facendo. Può evitare in molti di questi casi che il paziente debba peregrinare fra gli specialisti, perché non è necessario ed esistono già dei trattamenti che possono essere erogati dal medico di famiglia, magari attraverso un'alleanza con i sistemi di cure territoriali, come un blando esercizio, la cosiddetta stimolazione della ripresa dell'attività motoria, d'accordo, un approccio nutrizionale che per molti pazienti possono essere sufficienti per guidarli verso la guarigione. E naturalmente il medico di base sarà in grado di valutare quali pazienti necessitano invece di un approccio più importante per il sospetto di condizioni che meritano l'avvio verso un ambulatorio long Covid, quando questo esiste, d'accordo, o comunque strutture di specialistiche che devono valutare i singoli, diciamo, processi patologici, cardiovascolari, cerebrali, eccetera, senza dimenticare mai l'approccio strategico e fondamentale dell'unità di riabilitazione, certo, quando è necessario però, quando è necessario. Infatti le stavo per chiedere, insomma, sono tutti disturbi che, come abbiamo detto, possono manifestarsi in vari modi e con diverse intensità, ma quali possibili conseguenze se non vengono diagnosticati e curati efficacemente? Cioè possono diventare anche cronici ad un certo punto? Allora, questo lo si sta studiando in realtà, perché ancora non sappiamo se una parte di questi disturbi diventeranno effettivamente cronici ed importanti. Certamente nelle forme post-Covid, in cui si superano certi periodi, siamo oltre i 3 mesi, e qui naturalmente lasciamo stare quei pazienti che hanno avuto quei percorsi gravi fin dall'inizio e che di fatto sono già agganciati alle strutture di riabilitazione. Ci sono già dei grossi percorsi su questi pazienti, anche riabilitativi, che durano anche settimane o mesi. Sono i pazienti che appunto sono ospedalizzati, hanno seguito il percorso in terapia intensiva, eccetera, e lì c'è già un percorso automatico, diciamo, oserei dire. D'accordo? Su questo devo dire il Dipartimento di Riabilitazione della nostra azienda sanitaria ha fatto delle cose egregie, importantissime, di concerto con gli anestesisti, di concerto con i pneumologi. Sono state fatte veramente tante cose e tanti buoni progetti per questi pazienti. D'accordo, per quanto riguarda gli altri, certamente ci sono delle condizioni che vanno viste a livello specialistico, ma ripeto, devono essere filtrate dal medico di medicina generale, secondo me, o comunque ci vuole un primo filtro. Basti pensare per esempio ad alcune manifestazioni cardiovascolari che possono portare anche all'infiammazione, per esempio del cuore o del pericardio, e che meritano attenzione e trattamenti guidati
guidati. Alcune forme reumatologiche che necessitano dell'approccio da parte dello specialista reumatologo, che può offrire alcuni trattamenti specifici. Il dermatologo, che per alcune forme dermatologiche particolarmente intense deve essere ovviamente. E poi ovviamente ultimi ma primi, per non parlare del pneumologo, d'accordo, che in realtà ha in mano la grande gestione dei pazienti che hanno avuto anche dei danni fin dalla fase acuta e per i quali devono essere fatte tutte le valutazioni per lo sviluppo delle complicazioni più tardive. Una delle più terribili da questo punto di vista, ma per fortuna d'accordo non così frequenti, è l'evoluzione verso la fibrosi polmonare, d'accordo, l'ipertensione polmonare, che sono condizioni molto serie per i quali si stanno già individuando alcuni pazienti e per i quali ci vuole un'alleanza fortissima con la medicina del territorio per identificare i pazienti giusti, non sovraccaricare i centri diagnostici con i pazienti che non necessitano di questo tipo di approccio, in modo da ottimizzare diagnosi, cure, trattamenti in modo efficace. Quel che abbiamo capito insomma è che sono tutti sintomi, manifestazioni che non vanno certamente tralasciate, ma anzi insomma vanno approfondite, valutate insomma dal medico di medicina generale in principio insomma, e poi si costruirà il percorso. Siamo in chiusura e io ringrazio il dottor Raffaele Pesavento, direttore dell'unità operativa complessa di medicina generale all'ospedale di Montebelluna. Grazie dottore, grazie insomma per le sue spiegazioni molto puntuali e grazie anche a voi di averci seguito da casa. Io vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.